Allora, è Natale, bisogna essere buoni, Mirella non è buona. Mirella, quando vede qualcosa che non gira, ha il coraggio di dirlo. Non sono quella che si mette i 5 scheidemoni in scarsea, come si dice qua da noi altri, assolutamente no. E ieri sono andata a vedere questi ragazzi nella chiesa di San Bartolomeo che hanno fatto questo meraviglioso concerto di Natale. I nonni, qualche nonno, alcuni genitori, alcuni amici, qualche genitore, come ho detto qualche, non tutti i genitori, dei parrocchiani e basta. Allora, io mi domando, c'è qualcuno che vuole capire che dobbiamo puntare su questi ragazzi, farli vedere che sono i buoni esempi, che sono quelli che fanno capire che non ci sono solo le baby gang, ma ci sono anche loro, ci siamo anche noi, vorrebbero dire, e che nessuno li supporta. Hanno fatto la richiesta in regione per un aiuto e non mi ricordo che numero hanno, 200, perciò non è arrivato niente. E poi ho visto l'elenco, e ve l'ho anche detto, giustamente, dei contributi che la regione ha elargito. Allora io mi domando se è mai possibile che questa orchestra, che ha 22 anni di storia, dove sono passati più di 1000 ragazzi, molti di loro stanno diventando professori, sono professori, nessuno li aiuta, nessuno li supporta, voi capite che messaggio. Vedere il maestro Pavan che li chiama uno a uno, che si alzano e si emozionano per questo battimano che hanno ricevuto giustamente perché sono bravissimi, e non c'era nessun altro, le autorità non c'erano. E cosa vuoi andare a vedere? Il coro, l'orchestra dei ragazzi, questi suoni veneti meravigliosi? Capite che io non ci sto. E devono darmi spiegazioni. Devono darmi, perché tutti vanno sulle televisioni, sui giornali a dire le baby gang, questi ragazzi, i genitori che non ne possono più. E questi dove li lasciamo? Chi è che li supporta? Dovremmo fare solo forse una colletta popolare per supportarli, perché continuino, che vadano avanti, perché non riescono a trovare sponsor, me l'hanno detto anche ieri, lo dico pubblicamente, faremo una colletta popolare. A sto punto,
Ma vi rendete conto? E poi dicono che mi arrabbio, che sono polemica, che sono sopra le righe, perché non mi metto i 5 schei di mone in scarsea, perché sennò gavarie scarsee piene non sono fatta così. Questi sono gli esempi che vanno visti. Questi dovevano essere contrapposti alle baby gang. Questi dobbiamo vedere, perché ce ne sono tanti, sono bravi e si emozionano e fanno emozionare noi. Nessuno, il deserto. E naturalmente per fortuna che c'è stato Don Francesco che ha messo a disposizione questa chiesa, la chiesa di San Bartolomeo, se no sarebbe saltato addirittura il concerto perché non trovavano spazio. Ma vi rendete conto cosa vi sto dicendo? Invece di supportarli, anche gli insegnanti, penso io, a turno i professori che vadano a vederli, per loro sarebbe una grande gratificazione perché questi ce la mettono tutta. Questi fanno sacrifici, studiano e fanno anche questo lavoro meraviglioso perché credono nella cultura, nell'arte e nella storia. Questo è quello che è successo. Allora leggiamo anche 2 letterine perché almeno così divento buona, però è giusto parlare. Allora, un grazie di cuore per il vostro aiuto, buone feste a tutti e naturalmente si firmano. Un'altra. Ma si può, per fortuna che io racconto le cose. Ringrazio la signora Mirella e i suoi volontari per quello che fanno per me e per le altre persone. Buone feste e naturalmente con le firme. Allora, buone feste lo dico anch'io ai miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Celso Bortolotto, Associazione Gruppo Culturale San Marco, spieghiamo bene, sennò Alfonso da Resana, Gruppo Culturale San Marco di Resana, sennò Alfonso Pozzobon diventa matto, se no aggiungiamo Resana, e che saluto e ringrazio per quello che fa, per quello che riesce anche a dare. Questa mattina appunto lo rappresenta Celso Bortolotto, che ringrazio e vi spiegherà cos'è questa passione. Sentirete quanti presepi, andate a vederli perché veramente meritano, fanno delle cose fantastiche. E saluto anche il dottor Guglielmo Pisani, medico di medicina generale. Buongiorno dottor Pisani, piacere averla ospite, buongiorno. Allora, a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora io partirei proprio da lei, dottor Pisani. Ecco, prima facciamo, ecco, come uomo, come padre, come cittadino, si è emozionato a vedere questi ragazzi, un'orchestra formata da ragazzi dai 12 ai 22 anni, ce ne saranno 1 o 2 un po' più avanti con l'età, che cercano di dare degli esempi veramente positivi e vengono relegati all'angolo perché nessuno interessa, c'è il concerto VIP, ci sono i concerti dove che si skate, che si sponsor, che costa. Prego dottore, poi parleremo anche della sua attività. Mi sono emozionato molto, devo dire la verità. All'inizio della mia attività medica ho anche fatto parte di un coro, il coro della pediatria. Cosa dirle? Non sono pubblicizzati, non sono sponsorizzati, non sono aiutati perché non fanno notizia. La notizia la fa la baby gang, come giustamente ha detto lei, colpisce l'immaginario molto più di un concerto, anche se il concerto arricchisce l'anima, ma dell'anima non ne frega più niente a nessuno. Grazie dottor Pisani, veramente grazie per il supporto anche con le sue parole che mi sta dando, perché io penso di essere una delle poche che ha il coraggio di far vedere, di dire quello che pensa, quello che la gente dice, che veramente anche ieri si sentiva che peccato che non ci sia proprio i politici, qualche rappresentante istituzionale, gli insegnanti, i professori. Io capisco che magari li avranno già visti, perché sto dicendo un'orchestra che dura da 22 anni, perciò non da ieri. Ma è rispetto, il rispetto per questi ragazzi. Bortolotto, lei si è emozionato? Ma allora io con la musica mi emoziono sempre, sono sempre stato appassionato di tutta la musica, a parte qualcosa che è venuto fuori qua negli ultimi anni e che non mi dà nessuna emozione. Dopodiché su questa cosa vorrei dire 2 cose. Noi come gruppo e comunque anche il comune di Resana organizza i concerti natalizi con la Proloco eccetera, e noi
E all'inizio di ogni anno, quando apriamo la mostra dei presepi, le facciamo con un canto natalizio in chiesa, con dei cori ogni anno diversi, eccetera, e così via. E credo che ogni volta mi emoziono. Sulla questione che da parte, diciamo, degli organi governativi, regione, provincia o comune, non ci stiano su queste cose, io devo dire una cosa: mio figlio è andato a vivere in Svizzera, vive in Svizzera e fa musica antica, quindi sono dentro in una maniera particolare. Ed è rimasto in Svizzera dopo uno stage, dopo il, come si chiama, che aveva vinto una borsa di studio a Basilea, ed è rimasto lì in Svizzera perché lì trovava da poter continuare la sua musica, continuare a lavorare con la musica. Perché qui è difficile. Ma avrebbe fatto, non vorrei usare un termine brutto, il musicista di strada. Avete capito che bisogna iniziare a parlare, perché alla fine questi soldi che vengono elargiti sono soldi nostri. Cioè i contributi che la regione danno sì. sono soldi dei cittadini, Sì, e no. penso che tutti quanti avrebbero piacere che questi fondi andassero veramente a chi se li merita. Io non dico che quelli che li hanno ricevuti non meritano, per carità, se non mi spara addosso, però qualcuno veramente, dico anche a nomi, visto che ho visto, ve la leggerò la lista, perché è pubblica, siccome è stata pubblicata io la leggerò la lista, dopo a caso ognuno fa le proprie riflessioni, ma almeno chi non sa come vengono distribuiti anche questi soldi, perché questi non hanno preso un centesimo. Non so se sono 227esimi, 327esimi nella lista. No, lo sto dicendo io, Bortolotto, sì. non è che lo chiedo a lei, lo sto dicendo io. Ecco, pensate, perciò prima di loro ce ne sono tanti, e chi sono i tanti li vedremo quando li leggerò. Allora, la passione Celso Bortolotto, quando è arrivata, questa passione per i presepi, questo piccolo comune di San Marco di Resana che riesce a fare delle cose strepitose, anche con la Befana, Sì, se io me lo ricordo, ma soprattutto qui i presepi, questa mostra, quante ne avete raccolto? Allora, quest'anno abbiamo 110 presepi, fra piccoli e grandi, opere di scultura, bassorilievi in legno che sono bellissimi, e quadri fatti con varie tipologie di lavorazione, dal piccolo punto croce di alcune signore che lavorano in quella maniera, il quadro vero e proprio, come Alfonso qualche volta dipinge, no, qualche volta, spesso e volentieri dipinge anche, oltre che fare presepi. E sono 65 presepisti con 110 opere, e quindi è un bel lavoro anche da fare. Noi normalmente cominciamo a maggio ad organizzare la mostra, non è che sia un lavoretto, una mostra. Allora, quando è iniziata la mostra, quando inizia e quando finisce? La mostra vera e propria per il pubblico inizia diciamo dalla prima domenica di dicembre, quest'anno è iniziata con l'8 dicembre, la festa della Madonna, e finisce l'ultima domenica di gennaio. E che orari fate? Noi facciamo un orario che va dalle 9:30 a mezzogiorno, dalle 2:30 alle 6:30 del pomeriggio. Tutti i sabati e le domeniche aperti per tutti. Non solo la domenica ma anche il sabato? Anche il sabato, sì, aperto per tutti. Poi invece da Natale, dalla prima domenica prima di Natale fino all'Epifania, aperto tutti i giorni, sempre lo stesso orario, tutti i giorni. Per il restante periodo, prima di Natale e dopo la Befana, teniamo aperto il sabato e la domenica, oppure per comitive organizzate che ci avvertono naturalmente prima, perché abbiamo anche pullman che vengono anche da lontano, da Gorizia, da Trieste, da varie parti d'Italia, e apriamo per loro, insomma, ecco. Questo è il nostro... Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto è il presepio. Una volta, quando ero potevo in varie case, in tutte le case si faceva il presepio, perché la festa del Natale era rappresentata dal presepio, perché il nostro Signore nasce su una baracca, non nasce sull'albero, e l'albero è una giunta fatta perché comunque va bene. E il presepio lo facciamo tutti in casa, con la carta, con le statuette del gesso,
tutte queste robe che si ha. E per esempio, secondo me, c'è una roba che dovrebbe fare tutti, specialmente adesso, per insegnare ai putei a affezionarsi alla nostra storia. Vediamo se riusciamo a vedere dopo anche quello del Banco Solidale che abbiamo ripreso, perché è proprio bello fatto dai volontari. Vai Rinaldo, veloce! Sì, chi è bravo con quello che ti fa anche a massa. Purtroppo chi si ora betta da lingua accetta e che ora gli altri ti darà fastidio, perché se ti facessi un partito li mandiamo a casa tutti, il presidente ti diventi. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Caro Rinaldo, io lo so che ho questa grande famiglia che mi supporta e voi avete diritto di pensare quello che volete, però almeno sapete anche come gira attorno a queste, come dicono i ragazzi, non hanno voglia di far niente, c'è tutti in casa, i pieni delle ultime generazioni, questi strumenti, non c'è niente vero, anche questi strumenti qua, ma non bisogna far vedere, perché come ha detto il dottor Pisani, e questo fa mia notizia, sto concerto qua fa notizia a Baby Gang, e se uno deve morire in ospedale. Allora, dottor Pisani, com'è la situazione, ecco, con le vaccinazioni? Io ho avuto il professor Pregliasco proprio la scorsa settimana che ha detto che erano molto preoccupati per l'influenza, però sembra che abbia preso un percorso più lieve, ecco, meno difficile, anche se il picco deve ancora arrivare, però non c'è tutta questa preoccupazione che c'era all'inizio, e soprattutto il vaccino per il Covid che va fatto assolutamente, specialmente per i fragilissimi, così spiegava Pregliasco. Com'è la situazione, dottor Pisani? Allora, io ho finito le vaccinazioni che mi sono state affidate dall'USL e ho vaccinato tutti i pazienti che ne avevano bisogno e consiglio a tutti di eseguire la vaccinazione. È vero che l'influenza sembrava quella che doveva arrivare, sembrava un'influenza molto significativa, invece almeno fino adesso non ha manifestato una particolare virulenza e quindi il lavoro è diciamo così routine, molti ammalati ma nessuno finora particolarmente impegnativo. E per quanto riguarda il Covid, il vaccino per il Covid, dottor Pisani? Ripeto, per quanto riguarda il vaccino per il Covid, io lo consiglio a tutti di eseguirlo, anche se il Covid adesso ha perso un po' della sua centralità, soprattutto nella visione da parte del paziente. Molti assistiti non affetti da febbre, dolori muscolari, tosse, non eseguono il vaccino e quindi il dato del Covid è sicuramente sottostimato. All'inizio, verso novembre, io vedevo solo pazienti che affetti da Covid, quelli che si eseguivano il tampone e poi risultavano positivi. Poi dopo si è sovrapposta l'influenza e quindi il quadro si è diventato più complesso. Grazie veramente dottor Pisani, perché noi abbiamo bisogno di informazioni corrette, perché i numeri sono importanti, sono quelli che fanno capire com'è la situazione. Mentre per quanto riguarda questi diversamente giovani, come li chiamo io, dottor Pisani, che sono veramente molto soli, non ce la fanno molti a curarsi, non sanno a chi rivolgersi, noi abbiamo tante associazioni di volontariato, però non abbiamo i loro nomi e cognomi, neanche voi avete la lista delle associazioni di volontariato, almeno ha detto così il dottor Gorini, per aiutarli, però bisogna pure intervenire perché veramente i numeri fanno molto pensare, ecco, questa solitudine che li avvolge e non riescono ad essere aiutati. Cosa vede dal suo importante osservatorio, dottor Pisani? Purtroppo questa è una realtà molto diffusa e sono soli non solo il diversamente giovane o altrimenti giovane o giovane di una volta,
sono solo e soprattutto le famiglie che hanno una persona in difficoltà, anche non solo per l'età, anche per altre patologie, perché i servizi, noi attiviamo i servizi territoriali, però le risorse sul territorio sono decisamente insufficienti rispetto alle necessità. I colleghi ospedalieri dimettono i pazienti in difficoltà o meno, pensando che attivando l'assistenza domiciliare integrata come d'incanto tutti i problemi si risolvono. Purtroppo non è così. Gli infermieri sul territorio sono oberati, lo siamo anche noi, e soprattutto intercettiamo un grande disagio da parte di questi assistiti che si trovano a dover gestire la loro malattia e purtroppo non avendone neanche la capacità, non tanto per incapacità mentale o per altri motivi, quanto per la complessità ormai delle cure, perché visto e considerato che abbiamo a disposizione un numero elevato di farmaci cosiddetti salvavita, che in questi pazienti sono realmente salvavita, e purtroppo capita spesso di trovarsi di fronte a pazienti che non si curano adeguatamente, dimenticano le pastiglie, se non hanno un vicino o un amico o un parente che gli prepara i farmaci, siamo veramente in difficoltà. Mi riallaccio a questo, al colloquio che abbiamo avuto tempo fa col dottor Gorini. Appunto, noi non abbiamo i nomi e i numeri di telefono di queste associazioni, non li abbiamo e non sappiamo neanche dove reperirli, perché se sapessimo dove reperirli almeno avremmo la possibilità di avvisare o informarci. Vede, dottor Pisani, questo grande problema che abbiamo, e forse anche colpa nostra, perché continuiamo a dire bravi a chi bravo non è stato, forse quando andiamo anche a votare dovremmo stare anche un po' attenti, perché servo suo, signor Paron, mega un fiasto fa, ma soprattutto sentire anche da parte di certi politici che sono al governo che sono importanti le Olimpiadi, le abbiamo volute noi. È importante il ponte di Messina, l'abbiamo voluto, va fatto, le grandi infrastrutture, e questo paese, questo territorio invece che si sta sgretolando sotto tutti i punti di vista. Si sta sgretolando perché non si riesce a capire invece di dare importanza a quello che serve nel territorio, che come dice lei soprattutto investire sulla famiglia, queste famiglie che non ce la fanno più. Io lo dico tutte le mattine avendo anche un banco solidale, capite bene che si vede, si toccano con mano quella che è la realtà delle nostre famiglie, che ancora il portafoglio, c'è un famoso detto molto bello che me l'ha insegnato un signore: scusa portafoglio se te disturbo a mattina quando che te alzi, perché ormai ti disturbi il portafoglio, perché non ti sa neanche come far, perciò scusa portafoglio se te disturbo, mentre una volta c'era molto più rispetto per queste persone che lavoravano. In Italia chi lavora non prende soldi, chi non fa niente ciappa una montagna di sky. Ma soprattutto quello che poi si viene a sapere, questi 3.000 euro che qualcuno ha chiesto per questi ministri che non sono pagati come ministri, questi sottosegretari, con cifre pazzesche, 3.000 euro. Ma io penso, ma queste persone che tirano fuori queste cose improponibili si rendono conto che l'opinione pubblica sente, li ascolta e fa un pensiero: ma ci state prendendo in giro? Sì, ci stanno prendendo in giro.
Questo dimostra ancora di più la voglia di prenderci in giro. Vedrai adesso che diciamo questo a quel popolo bue che abbiamo, che li ha eletti, che prendono una montagna di soldi. Questo stanno facendo, ci stanno deridendo. Poi qualcuno cerca di parare il colpo, ma questa se è uscita vuol dire che qualcuno ha pensato bene che no, sono pochi, 8, 9, 10, 12, 20 mila euro. No, bisogna prenderne di più, chi sono io? Capite che non si può più reggere, che il paese non regge, lo sta dicendo anche il dottor Pisani, queste persone che non ce la fanno più a essere curate, avere la dignità anche nella malattia, ad essere supportati come lo dice la Costituzione. Però per fortuna che ci sono questi paesi tipo San Marco di Resana dove invece si fa comunità, si cerca di coinvolgere il territorio. Sono andata a vedere tutte queste case aperte, i giardini, l'abbellimento, tutti assieme. Prego. Allora, sì, noi a San Marco diciamo, non siamo solo il gruppo culturale, c'è anche un altro gruppo a cui facciamo capo anche noi, che è il vecchio nome, ha preso il vecchio nome del paese di San Marco, che è Pidigaglia. E abbiamo costituito un gruppo di varie associazioni che ci sono a San Marco, che fanno opere di, diciamo, per dare una mano volontariato. Volontariato, fanno volontariato. C'è il gruppo Sagra, il gruppo culturale, e poi c'è il gruppo che si chiama Storico, che va anche in giro a fare le parate cosiddette, vestiti dell'epoca del 700-600. Sì, li ho visti. Ecco. E tutto quello che viene ricavato cerchiamo di dare una mano all'asilo, mantenere la chiesa, mantenere le opere che ci sono in paese, eccetera, perché sennò andrebbero gradualmente giù, come cadono certe case che vediamo in giro, di una certa età, e poi invece il volontariato arriva a dare una mano a chi ne ha bisogno, all'asilo in particolar modo, perché anche l'asilo è parrocchiale e quindi a capo non del comune direttamente, ma della parrocchia, e noi siamo dentro per dare una mano. Quando c'è bisogno siamo pronti. I giovani in Bortolotto come sono in questi gruppi? Ci sono, non ci sono? Non sono proprio, siamo un po' noi vecchiotti, prima avevate detto diversamente giovani, io dico un po' vecchiotti, non proprio, eccetera, ma siamo sempre meno. Perché i giovani non partecipano a queste cose, non ti sentono. Eppure alla Sagra io vedo i giovani. Alla Sagra invece ci sono tantissimi giovani, però nelle altre, come costruire i presepi, fare la mostra, è un lavoro di 5-6 mesi. Da quando parti a quando finisci, quando hai smontato tutto, quando hai liberato i locali che hai occupato per fare questa cosa. Quindi è un lavoro anche lungo, e normalmente se sono i giovani, magari qualcuno anche che lavora, che va a scuola, lo devi fare alla sera, ma alla sera i giovani hanno altro da fare. Io non sono mica convinta a Bortolotto, perché li abbiamo visto questi ragazzi che suonano. Sì, ma è un'altra categoria quella. No, io non sono proprio dell'idea di questo. Intanto non andiamo più a prenderli. Io ho avuto il presidente delle Proloco, Furlan, sì, il quale anche lui diceva appunto mancano i giovani. Allora gli ho detto, ascolta Presidente, non è che si possa fare come una volta, che si andava a suonare il campanello della famiglia, no? Mandare a mail, oltre alla telefonata, se va a suonare il campanello e si chiede scusa, facciamo sta roba, me in prestito tuo fiol, che tu voglia che tuo fiol venga a fare qualcosa, perché è inutile che diciamo, cioè non funziona più così. Una volta si andava direttamente nella casa e si chiedeva ai genitori, senti tuo figlio, perché alla fine è educazione civica. Sì. Cioè questa è educazione, è cultura, Bortolotto, non so chi portiamo a pulire i polai, cioè questa è cultura. Allora può darsi che se te suoni il campanello, qualche genitore forse invece di vedere suo figlio con sto maledetto cellulare tutto il giorno in cameretta, ma in cameretta col suo cellulare chissà cosa che si deve guardare, e tanto il genitore non si neanche buon verso il cellulare, molti, non tutti, forse riusciamo anche a coinvolgere questi giovani, perché finché
il messaggio non arriva direttamente, ma se invece li facciamo diventare protagonisti, ecco, tu in quel momento sei un protagonista, perché alla fine quello che voglio è essere loro, non ascoltare, sbagli per carità, ma sbagliando si impara, però prova. Non si fa più, l'ha detto anche Fulà, sa cosa ha detto Fulà? Ma Mirella sa che forse sarà meglio che scommissiamo proprio come una volta, invece di mandare a me o a telefonare, di andare a suonare il campanello e dire ascolta, tuo figlio cosa, perché è minore, penso che il minore possa anche decidere il genitore se qualche ora la destina al bene comune. Cosa dice dottor Pisani? Ecco, questi giovani anche a livello psicologico, a livello emotivo, ecco, emozionali con qualcosa di importante che possono essere anche le nostre tradizioni, che sono anche le loro alla fine. Cosa dice dottor Pisani? Anche come momento anche di concentrazione, ecco, di meno stress, di riuscire a staccare la spina con qualcosa, perché stanno veramente, molti di loro li stiamo perdendo, molti, non tutti, molti. Prego. Molti li perdiamo perché non riusciamo a stimolarli adeguatamente e perché sono bombardati da messaggi che sono messaggi fuorvianti. Io vedo mia figlia che non è più giovanissima, ha 22 anni, e vedo con lei una distanza che io non avevo nei confronti di mio padre. Il problema è cercare di intercettare i loro bisogni e stimolarli e stimolare la loro attenzione sulle cose che hanno veramente valore. Però purtroppo in questo caso non ho in tasca certamente la soluzione e devo confessare che sono rimasto molte volte senza parole di fronte ad alcune affermazioni dei ragazzi. Purtroppo è così, però d'altra parte se nessuno riesce a capire che forse bisogna intrigare, anche ascoltarli di più. Pensi, dottor Pisani, lo dico anche a Bortolotto, che io al sabato ho delle classi fortunatamente che vengono, e più anche oltre ad ascoltare i loro docenti ascolto anche loro. E ho detto, su una scaletta da 1 a 3, cosa mettete al primo, al secondo e al terzo posto? Vediamo, dottor Pisani, secondo lei cosa hanno messo al primo, al secondo e al terzo posto? I social al primo posto, forse il cinema e le amicizie e le compagnie. Bortolotto, da 1 a 3 cosa hanno messo? 1, 2, 3 questi ragazzi? Ma non avrei proprio una precisione, diciamo, di dire cos'è il primo, cos'è il secondo, perché io almeno osservo che ci sono delle compagnie di ragazzi di diversa estrazione sociale, ma anche di diversa mentalità. Sicuramente i social oggi come oggi la stanno facendo da prima. Telefonino, social, computer e così via, la stanno facendo, quindi sicuramente quello per primo, almeno penso io, dopo per carità. Dopo un po' di sport, credo, per alcuni lo sport è una cosa, qualche attività sportiva che fanno, eccetera, credo che sia una cosa importante. Per le attività sociali sicuramente non ci sono. Oggi come oggi, oppure proprio in qualche caso, ma non con un impegno un po' più assiduo di quello che si faceva una volta, almeno quando ero giovane io. Altro non saprei aggiungere, insomma. Queste sono anche le poi due sono cose. 3 che la scaletta era fatta da 3. Da 3, ho capito, però non saprei cosa metterci in mezzo. Adesso io vi dico cosa hanno detto invece questi ragazzi. Al primo posto la famiglia, al secondo posto la scuola e al terzo posto gli amici. È vero o non è vero? Erano qua seduti dove è seduto lei, tanto è vero che tutti sono rimasti meravigliati, compresi gli ospiti che avevo, compresi anche i loro docenti, Capisce, dottor Pisani, che forse li ascoltiamo veramente poco?
Capisce perché io sto cercando invece di puntare su questo, di farli reagire, di farli emozionare, anche raccontando i viaggi che hanno fatto magari ad Auschwitz, quello che mi hanno scritto nei bigliettini. Capisce che proprio come dice lei c'è una distanza, ma perché non c'è più tempo di ascoltarli, dottor Pisani? Non si ascoltano più. Pensi tu di sapere di tuo figlio, ma non lo conosci, non sai chi è tuo figlio, perché non hai risposto ai tanti perché. Da quando è piccolo, perché? Perché lei è un dottore, lo sa, che il bambino come inizia a parlare la prima cosa che chiede perché? E basta con sti perché. No, ho detto no ed è no, ma ti spiegherà sto no. Se è no, perché è no, spiega perché è no, allora il bambino capisce perché gli hai detto no e perché gli hai detto sì. Invece arrivano a 12, 13, 14 anni che dice meglio mi fa una canna che manco vo via qua a testa perché tanto non mi ascoltano e non mi sentono. Se nessuno riesce a capire che il primo posto per loro è la famiglia, la seconda la scuola, il terzo le amicizie, capite bene che non ci siamo proprio. Pubblicità. Beh, è strano che abbia... Andiamo a vedere anche questi presepi, guardiamo le immagini, non sono i presepi di San Marco di Reggiana che vedremo, sicuramente li faremo vedere, ma soprattutto per far capire, come ha detto il nostro Rinaldo, l'importanza di fare il presepio, queste persone, questi bambini con le loro famiglie che chiamano Media Nord-Est per far vedere i presepi veramente che fanno, e ce ne sono veramente di bellissimi, perché siamo dei creativi, non c'è niente da fare, perché ci vuole anche creatività. Cos'è la creatività per un preseparo? Per un preseparo la creatività è riuscire a dare, diciamo, quella che è l'immagine base del presepio, che è la Sacra Famiglia. Guardate che belli, La prego, Sacra prego. Famiglia, dare uno sfondo con delle caratteristiche che possono essere di vario tipo. Dalla rabbia, dalla casa in montagna, dalla casa diroccata, dalla grotta, eccetera. Tema Quindi, dominante di quest'anno, ad esempio, Bortolotto, noi cos'è? avevamo dato un tema che erano quello degli angeli nella storia di Gesù. Bello. E alcuni presepisti naturalmente si sono dedicati anche a tirar fuori qualcosa su questa linea qua. Gli altri avevano iniziato il presepio, l'hanno fatto in una certa maniera. Quindi diciamo che ogni anno noi cerchiamo, all'inizio, quando abbiamo finito la mostra di quest'anno, diremo se possono, se riescono a fare un qualcosa in quel tema specifico che riguarda sempre, naturalmente, perché il presepio è il presepio, non è qualcos'altro. Qualche volta ci arriva qualche foto da qualche presepista un po' così e così. Gli diciamo, ci dispiace, guarda che quello non va nella nostra mostra. La nostra è una mostra del presepio e perché non ad esempio una mostra d'arte. Non è una mostra d'arte. Che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Che poi ci mettiamo il quadro, ci mettiamo la statua, eccetera, che anche quest'anno abbiamo delle statue bellissime, però deve essere il tema, deve essere quello della Sacra Famiglia, del presepio, che è una storia del Veneto. Perché è vero che San Francesco ha fatto il primo presepio lui, quella notte di Natale, eccetera. Però nel Veneto è nata proprio la storia del presepio. In ogni casa si faceva un presepio, in ogni casa. Nell'angolino, nel sottoscala, dove uno aveva lo spazio per farlo, però in ogni casa si faceva il presepio. Da vecchissime date, io mi ricordo che quando ero piccolino si faceva il presepio. È ovvio che noi vogliamo che questa... Anche nelle scuole si faceva il presepio, ma nelle scuole, per esempio a Resana, che si fa allora il comune con la Proloco organizza ogni anno adesso un concorso di presepio dei 3 paesi, noi siamo 3 paesi, non siamo tanti, quindi. Con questa mostra dal prossimo anno chi vince, e ci sono anche le scuole che lo fanno, che partecipano alla mostra, verrà esposto nella nostra mostra. Quello che fanno quest'anno verrà esposto il prossimo anno. E naturalmente questo dà ai ragazzi delle scuole quella che forse, eccetera. Guardi, io quest'anno abbiamo già avuto 5 scolaresche che sono venute e le posso garantire, a parte i bambini, quelli un po' più piccolini che li guardano, sì, gli piacciono, eccetera, ma loro vanno veloci, ma quelli di quarta,
di quinta elementare stavano lì a guardarmi. Mi scusi. Si emozionavano. Visto? Che ho ragione io. Visto? Bortolotto, che ho ragione io. Quello che diceva lei prima, hanno proprio bisogno di questa cosa. L'emozione non è una cosa da vergognarsi, hanno bisogno di emozionarsi, di emozionare anche noi, perché loro lo sanno fare. Bortolotto, solo parlare di loro si emoziona. Ecco, cos'è l'emozione per un medico, dottor Pisani? Mentre questo medico deve mettere a parte l'emozione, anche se delle volte fa fatica anche lui su certi casi, certe situazioni, è il medico di famiglia, è il medico dove la confidenza è reale, questa persona si confida. È il famoso detto di una volta che era il medico, il prete e questi era il ragioniere, erano tre figure che era. Adesso non abbiamo più medici in famiglia, non abbiamo più preti, non abbiamo più suori, per fortuna che ce ne sta i farmacisti, dicomi. Prego, dottor Pisani. Allora, io mi emoziono sempre e quando sono con i pazienti quando succede qualcosa a un paziente, anche di grave, quando anche se ne vanno, un pezzetto di me se ne va con loro, e questo impari a non manifestarlo, questa cosa, però è sempre allora, per quanto mi riguarda, perché io parlo solo per quanto riguarda me stesso su questo argomento, è sempre difficile. Mi rendo conto che bisogna mantenere le distanze per non essere troppo coinvolti, perché quando sei troppo coinvolto corri il rischio di commettere degli errori. Però io ho avuto per esempio una segretaria nello studio che a un certo punto mi ha detto: io non posso più venire perché quando instauri un certo tipo di rapporto con il paziente, poi dopo questo paziente si ammala, sta male, qualche volta anche purtroppo se ne va e lei non ce l'ha più fatta. Ecco, io non posso dire non ce l'ho più fatta, però per me questa cosa, si immagini per una segretaria che ha un rapporto diverso col paziente, si immagini cosa succede cosa succede all'operatore. Noi non siamo come altri operatori della sanità in cui con il paziente hai un rapporto limitato nel tempo, in un ambiente diciamo così diverso da quello che è l'ambulatorio o il domicilio del paziente. Io ho la fortuna di avere anche interi nuclei familiari in cui vieni a sapere, a conoscere anche dei meccanismi che nulla hanno di sanitario, ma più che altro sociale o psicologico, e devo sempre stare molto attento a non farmi coinvolgere da queste vicende. Comunque l'emozione c'è sempre e mi permetto di dire qualche volta la maggioranza sono emozioni negative purtroppo, però qualche volta succede che il paziente guarisce, il paziente ti gratifica. Sono quelle gratificazioni importanti nel nostro lavoro, quando il paziente ti riconosce l'impegno e la dedizione che ci hai messo nella cura per la sua malattia.
Dottor Pisani, io ho avuto ospite sia il professor Garattini ma anche Pregliasco e altre celebrità, quali hanno detto che si prendono troppi farmaci, specialmente gli antibiotici. Ecco, cosa c'è che non va? Come mai si fa fatica a far capire che il farmaco è una cosa seria? Tu non puoi prendere a caso l'antibiotico, tanto ce l'ho a casa, qual è il problema? Ecco, lei vede che c'è questa urgenza di dire attenzione agli antibiotici, attenzione ai farmaci, perché sono celebrità che lo dicono, sono le nostre eccellenze che abbiamo a livello di sanità. Prego, dottor Pisani. Allora, ha toccato un tasto dolente. È vero che c'è un abuso di farmaci e un abuso soprattutto di antibiotici. Io ritengo che questo sia legato anche purtroppo alla situazione sociale che stiamo vivendo. Siamo in un mondo che non ha tempo per la malattia, per cui al prima starnuto si precipitano in ambulatorio e richiedono più volte, io ho dovuto quasi discutere animatamente, per non dire anche quasi litigare con il paziente, perché l'antibiotico secondo me non è più non è così necessario in quella situazione. Poi dopo sono bombardati da informazioni distorte, reperite qua e là su internet, sui giornali, sui magazine e in questi casi, sai, io ripeto spesso una frase, ho detto io ci ho messo 6 anni a laurearmi, 4 anni a conseguire la prima specializzazione e 4 anni per conseguire la seconda specializzazione e sono 40 anni che faccio questo lavoro. Qualcosina, non sono un genio, ma non sono neanche una persona, ho un'intelligenza media, qualcosina avrò capito, per cui se vi dico di non prendere l'antibiotico vuol dire che non lo dovete prendere. Ecco, però questo fa riflettere, però vogliono curarsi da solo, io so quello che devo fare, come mi devo curare e l'abbiamo visto anche negli ospedali col Covid che andavano all'interno degli ospedali quando erano ricoverati, lei mi deve mettere questo, mi deve curare con questo, lo dicevano i medici qui ospiti, è una cosa veramente vergognosa che non ci fa onore perché non siamo competenti e lasciamo fare le cose a chi ha la competenza. Allora ormai siamo quasi in chiusura, Bortolotto cosa vuole dire? Ecco, questa passione, questa emozione, ma soprattutto questa ricerca sempre di continuare nelle tradizioni, che è proprio il succo di tutti i discorsi che abbiamo fatto anche con i ragazzi, sapere cos'è la nostra tradizione. Però questi ragazzi qua al nord si vergognano, specialmente qua nel Veneto, regno delle tradizioni, se i partiti poi politici nostri, le tradizioni. E poi vai in Alto Adige, tutti vestiti con i costumi. Te vai al Sud Italia, giovani, tutti, noi altri ti metti un capello in testa e si vergognano e si omette. No, ma di chi è la colpa? Di chi è la colpa? È nostra, è nostra perché non veramente abbiamo saputo dare quel, diciamo, quella ai giovani o non sappiamo come farli intervenire, farli appassionare a queste cose e facendogli capire che il ricordo di quello che è stato il passato nostro, dell'Italia, del mondo, eccetera, è quello che ci deve insegnare come andare avanti nel futuro. Perché questa è la storia. La storia, bisogna guardare al passato per andare avanti e per saper fare qualcosa in più per il futuro, nel meglio, eccetera. E quindi farlo ricordare con le manifestazioni, con le sagre, con quello che si può, insomma, con tutte quelle che sono. Dobbiamo cercare noi, genitori, io ormai sono nonno, quindi nonno, eccetera, cercare di dargli quella forza di dire facciamo qualcosa insieme. Anziché stare magari, come diceva lei prima, nella camera con il telefonino. Ma in effetti ieri al concerto io ho visto i nonni
I nonni c'erano ad applaudire i loro ragazzi, c'erano i nonni, non c'erano i genitori, molti genitori mancavano, ma c'erano i nonni. Questo nonno che sa l'importanza di vedere, ascoltare il nipote, e il nipote che almeno a un punto di riferimento c'era il mio nonno, almeno quello. Cioè proprio non ci siamo, guardate, non ci siamo, noi sappiamo solo predicare che sbagliano, che non sono bravi, ecco, che sono maleducati. Non è vero, non è vero. Allora, dottor Pisani, come ci saluta? Vi saluto intanto augurandovi buon Natale. Grazie. Ma soprattutto cercando di fare uno sforzo per stimolare i ragazzi, i giovani, perché giustamente noi siamo figli di chi ci ha preceduto, come tradizione, come valori, e quindi vi saluto dobbiamo portare la fiamma dei valori che ci hanno cresciuto anche ai giovani. Grazie veramente, dottor Pisani, di essere stato con noi. Salutiamo il dottor Guglielmo Pisani, medico di medicina generale. Sentiamo come ci saluta Celso Bortolotto, associazione Gruppo Culturale San Marco di Resana. Ripetiamo queste date, questi orari importanti per andare a vedere questa meraviglia di presepi. Prego, Bortolotto. Allora, io auguro a tutti quanti sì un buon Natale, ma che sia anche un buon anno, che sia migliore di quello che abbiamo passato negli ultimi 5-6 anni. Anno bisesto, anno funesto questo. Ancora. Ah, sì? Con Covid, guerre varie, eccetera, che sarebbe ora che i nostri potenti si guardassero in faccia veramente e capire che cosa fare per far andare avanti il mondo in una maniera migliore. Dico, venite a trovarci, che sicuramente avrete, diciamo, un po' di felicità andare a vedere sia la nostra mostra che anche altre mostre. Nel Veneto ce ne sono anche tante altre. Noi siamo associati al percorso delle mostre del Veneto, che sono 48, che sono siete una delle più prestigiose anche. Noi siamo 30 anni che facciamo la mostra, siamo nel Veneto dopo Verona la più antica, insomma, quindi tutto anche merito ricordarlo, ricordare Alfonso Pozzobon, che è stato anche premiato poi oltretutto, Alfonso Pozzobon, con questi presepi veramente. Uno dei suoi presepi, che erano a Verona, è andato al Museo dei Presepi a sì, mi ricordo che l'ha detto, che è stato presato. Diciamo, ricordiamo gli orari e le date. Gli orari sono dalle 9:30 alle 12, dalle 2:30 del pomeriggio alle 18:30, tutti i giorni, dalla domenica di Natale fino all'Epifania, tutti i giorni sempre aperto. Nell'altro periodo che noi comunque teniamo aperto dall'inizio di dicembre fino a fine gennaio, tutti i sabati e le domeniche aperto per tutti, gli altri giorni durante la settimana, quindi per le comitive che sono organizzati. Grazie, grazie anche a Celso Bortolotto, grazie ancora al dottor Pisani. Pubblicità. E saluto veramente, sono veramente contenta di averla ospite, questa avvocato, questa criminologa Angelica Giancola. Grazie veramente di essere qui, avvocato, perché veramente dobbiamo parlare con lei di questa solitudine che hanno anche i giovani. Io parlo molto... Buongiorno Mirella, intanto, grazie. Buongiorno carissima, grazie. Io parlo molto anche dei diversamente giovani, ma con lei vorrei parlare questa mattina, ecco, di questi giovani, di questa violenza, di questa aggressività con alcuni di loro, di queste ragazzine che affrontano i genitori, che sputano addosso alle forze dell'ordine, che se ne infischiano di tutto perché hanno superato l'asticella. Questa mamma di questo ragazzo che è ancora grave
all'ospedale di Treviso con questo accoltellamento che c'è stato, con delle ferite gravissime, che dice: ho fatto di tutto ma non sono riuscita a salvare mio figlio da quel mondo della droga, dal mondo delle amicizie, quelle sbagliate, nessuno mi ha ascoltato, compresa la scuola, ho bussato dappertutto, sono rimasta sola. Com'è la situazione, ecco, del suo veramente importante osservatorio, come lo chiedo sempre ai medici, perché voi avete studiato, sapete di cosa parliamo, cosa sta succedendo? Non tutti i ragazzi, purtroppo io ho aperto con questo concerto di questa orchestra meravigliosa fatta di ragazzi dei 12 ai 22 anni che nessuno la fa vedere, non trovano sponsor, questi ragazzi anche ieri al concerto molti non avevano neppure i genitori che li hanno ascoltati, nessuna autorità, eppure bravissimi, un'orchestra di 22 anni messa all'angolo. Pertanto chi se ne frega di questi ragazzi? Pensate che messaggio anche ieri che hanno ricevuto questi ragazzi, ma negativo però, negativo. Prego, avvocato Giancola. Ma intanto è vergognoso quello che è successo. Poi, per quanto riguarda il mondo dei giovani oggi, è molto preoccupante, Mirella, molto preoccupante, perché quello che noi vediamo, ma anche interfacciandomi con le forze dell'ordine, è proprio una mancanza di rispetto assoluta. Non hanno paura di niente e di nessuno, ma più di paura proprio di rispetto, no? Perché purtroppo io devo dirlo, va bene, sì, li prendono, ma poi che cosa succede? Non succede un granché, perché se continuano ad esserci questi episodi di violenza così efferata, perché parliamoci francamente, Mirella, qui io ho sentito anche qualcuno dire: beh, ma si tratta comunque di sono atti di bullismo. Mirella, questo non è bullismo, questa è violenza vera e propria, perché dei ragazzi che escono di casa portandosi dietro un coltello, credo che ci sia da porsi veramente qualche domanda, no? Il piacere di fare del male, ma a che pro? Ma perché deve essere poi ripreso coi cellulari, divulgato? Ma che cosa pensate? Di essere bravi, belli? Ma qual è il messaggio che viene inviato? Quindi io credo che bisogna veramente farci un esame di coscienza noi adulti, perché poi ci sono perché non è vero che tutti i ragazzi sono cattivi, tutti i ragazzi sono maleducati, ci sono anche bravi ragazzi e ci sono ragazzi volenterosi, ragazzi che fanno volontariato, però come dicevi tu vengono messi ai margini, cioè nessuno parla di loro. Allora, invece di enfatizzare le notizie di aggressività, di violenza, ma perché non si dà più spazio a questi ragazzi che sono in strada, perché ci sono, e che cercano di aiutare in tutti i modi, ma che però non vengono aiutati loro, ed è questo il problema. Che cosa manca? Manca innanzitutto, c'è una perdita totale di quelli che sono i ruoli, perché noi lo vediamo, ragazzi che non hanno nessun timore / rispetto degli insegnanti a scuola, ma anzi pensano di fare quello che vogliono, sputano addosso alle forze dell'ordine. Quindi, allora, secondo me bisogna fare veramente un passo indietro. Perché? Perché comunque noi gli strumenti ce li abbiamo, perché anche la riforma Caivano ci ha permesso di essere più incisivi, però nonostante, siamo sempre al solito discorso, nonostante comunque ci siano gli strumenti, ci sono le leggi, ma perché continuiamo ad avere questi episodi, che sono degli episodi che stanno aumentando? Ma come si fa a mettersi d'accordo sui social, ritrovarsi per vedere due persone che si picchiano? Addirittura ci sono stati dei ragazzi che hanno pagato per assistere a queste risse. Cioè, capisci, Mirella, che qua c'è qualcosa che, perdonami, ma non mi torna proprio. Io faccio questo mestiere da 21 anni, ma le cose stanno andando peggiorando, e non dimentichiamoci che questi ragazzi sono il nostro futuro. Cioè, è questo che mi spaventa. Vediamo se c'è Sandra ancora in linea. Scusa Sandra, ma il centralino non ci siamo capiti, non ho sentito, non c'è. Vediamo se c'è ancora problema. Sandra. Ciao Mirella. Scusami, sai Sandra, ma veramente stamattina c'è un po' di problema, vai. Immagino.
io intanto volevo complimentarmi per quel signore di tutte quelle mostre meravigliose che se ho l'occasione andrò a vederle. Brava. E per il medico che effettivamente ha detto delle cose molto importanti, l'emozione. Infatti detto di una volta diceva il medico troppo buono, fumo io l'ammalato. Delle volte devono avere anche quella rigidità che non deve cioè l'emozione non deve trasparire, perché fanno un mestiere molto, molto particolare. Poi saluto l'avvocato ospite, che bella signora, e al di là di questo volevo dire, non lo so che mezzi bisognerebbe attuare per bloccare questa violenza, perché mi sembra di vivere in un paese, com'è che posso dire? Non lo so. Per me queste cose sono inconcepibili. Cioè, ha ragione l'avvocato, il rispetto, non c'è più rispetto dell'insegnante, cioè non c'è più rispetto di niente. Allora qual è il modo per arginare questa cosa? Ma io credo che essere come il medico, troppo buoni, si rischia che continui a fare questi atti violenti. Bisognerebbe avere più severità, e più severità non vuol dire metterli dentro a un carcere, buttarli lì e poi chi si è visto. No, non è così. Io credo la severità, farli lavorare, fargli fare delle cose che danno anche fastidio, e portarli nell'RSA, fargli scopare i pavimenti, pulire i bagni, cioè tutte quelle cose che loro non immaginano neanche di fare, ed essere lì duri e molto determinati. Poi la legge non la faccio io, come ha detto l'avvocato, ci sono i mezzi e forse non vengono messi in atto. Io non lo so, io bisogna però mettere un freno, e il freno, perché se no veramente è grave la cosa, ha ragione, sono delinquenti, scusa Mirella, anche se hanno 13, 14, 15, sono delinquenti e devono capire che gli atti che fanno non sono bravate, le bravate è un'altra cosa. Dunque io spero per loro che il tempo sia galantuomo, cioè che riesca a mettere a posto un po' di cose, perché se no veramente siamo alla frutta. E se non ho occasione perché trovo sempre occupato, di fare gli auguri intanto all'avvocato, e un complimento questa è una cosa personale, al signore al telefono che mi ha risposto, che ho instaurato un rapporto, diciamo così, di amicizia, anche se non ci conosciamo, perché sono di tutto lo staff, sono di una gentilezza estrema, e veramente complimenti per tutta Rete Veneta, perché siete meravigliosi. Io è una vita che vi conosco, spero, Mirella, tra virgolette, dopo Natale di trovare sta benedetta parrucca, che non la mando, come ho fatto con le altre. Grazie cara Sandra, grazie, ricambiamo anche noi gli auguri, ma ve li farò veramente bene alla vigilia di Natale, perché veramente siete questa benzina per questa trasmissione importante per la Mirella, perché capite bene che tutti quanti assieme possiamo farcela per far capire che forse devono arrivare dei messaggi diversi anche a questi ragazzi, e soprattutto questi messaggi devono partire dalle famiglie. Non è che la scuola possa risolvere tutto, il medico o il regalo o quello che veramente si inventano questi ragazzi. Quando vi ho detto che sulla scala questi ragazzi che ho intervistato qui seduti vicino alla Mirella hanno messo al primo posto la famiglia, al secondo la scuola e al terzo gli amici, forse fa capire che dobbiamo ascoltarli di più. Allora saluto anche veramente, grazie a Biagio Ciaramella, vicepresidente associazione vittime della strada ODV, soprattutto anche Mala Sanità, ma di tante associazioni che Ciaramella ha messo in piedi per dare dei segnali veramente positivi, di farsi ascoltare, di far capire che così non si può continuare. E cosa ci dice del nuovo codice della strada? Grazie Biagio, prego. Allora, buongiorno innanzitutto e ringrazio ancora una volta per tutto l'impegno che voi date per la sicurezza stradale.
perché giustamente ne abbiamo bisogno. Noi diciamo per il codice della strada adesso è una fase transitoria, perché giustamente c'è dall'altra parte chi ha dei verbali, si lamenta perché sono troppo alti, ma io vorrei far capire solo una cosa: noi siamo familiari e vittime della strada. A questo punto qua noi non siamo per scelta qui, ma però purtroppo per una tragedia familiare. La cosa importante è la repressione, perché si devono diminuire questi omicidi stradali. Io mi dispiace che un cantante proprio noto ha fatto un articolo contro Salvini, perché io dico una cosa, il fatto che qualcuno beve, si ubriaca e cammina sulla macchina perché prende il verbale è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché è un problema per la società. A questo punto qua, perché noi insistiamo sul fatto che ci stanno troppe sanzioni e non insistiamo sul fatto che ci sono troppi morti sulle strade? Io invito questo cantante, che non dico il nome, però tutti quanti sanno perché ha fatto un articolo ieri. Io è Vasco Rossi, lo dico io. Allora, in effetti io gli dico solo una cosa a Vasco Rossi: arrivato a questo punto l'hai nominato, perché non viene un attimo, un giorno solo a casa nostra a collaborare con la nostra tragedia? Perché giustamente lui dall'altra parte canta, dice tutto quello che deve dire. Purtroppo lui ha l'autista se beve di più, però chi sta ai concerti non ce li hanno gli autisti, perché sono ragazzi che non sanno nemmeno come hanno fatto a pagare il biglietto per entrare là dentro. E il problema è che tante persone messe assieme sulla macchina, ubriachi e drogati, potrebbe succedere questo, e poi con i telefonini e tutto il resto. Noi diamo agio alle forze dell'ordine di fare quello che devono fare, però matematicamente cerchiamo di aiutarli, non di stare da quest'altra parte a giudicare, perché io vorrei soltanto tutti questi che parlano di soldi. Ma vi rendete conto la tragedia che stiamo attraversando noi, familiari e vittime della strada, in effetti con un danno biologico che abbiamo avuto purtroppo da qualcuno che non ha voluto far rispettare il codice della strada, o ha fatto con la complicità delle istituzioni, perché è sempre esistito che uno deve tenere il codice della strada. È vero che era del 1992, ma c'erano già le pene, adesso sono aumentate, e sperando che fanno più possibile i controlli. Il problema, noi vediamo questi monopattini che spezzano senza casco, ma la sicurezza è anche per loro, non solo per gli altri. Drogati, chi usa il telefonino. A questo punto ci rendiamo conto che è una vita umana che se ne va, sono 12 morti al giorno. Perché noi siamo indifferenti per le tragedie delle vittime della strada? Poi il Papa dice che in Italia non ci stanno più bambini che nascono, ma chi li deve fare i bambini se tutti i giovani stanno al cielo? Abbiamo Maurizio da Conserve, se non mi cade la linea, visto che siamo partiti col centralino. Vai Maurizio. Ciao Mirella e Ciao. Buongiorno ai tuoi illustri ospiti. Allora, innanzitutto io concordo pienamente con quello che ha detto la signora Avvocato. E allora io aggiungo, signora Avvocato, non so se lei è d'accordo con me per quanto riguarda di raddrizzare i giovani, ok? Mio nonno aveva sempre questo detto, che un albero si raddrizza quando è piccolo e non quando è grande. E con questo ho già detto tutto. Per quanto riguarda il signore delle vittime della strada, concordo anche con quello che ha detto. Però voglio dire una cosa, il signor Vasco Rossi poteva anche risparmiarsele quelle parole, visto e considerato che lui è stato anche curato per quanto riguarda dalla droga e tutte queste cose qua. Quindi è inutile che faccia sermoni inutili, perché non sa quello che sta provando le famiglie con queste cose, ok?
Quindi, detto questo, chiudo e spero di avere qualche risposta sia dall'avvocato che anche dal signor delle vittime della strada. Mirella, ti saluto e ti sentiamo per gli auguri. Okay? Grazie Maurizio, sentiamo Buona subito giornata. l'avvocato Giancola, prego avvocato. Ma io penso che tutto debba partire dalle fondamenta, no? Quindi dalla famiglia, perché è quello che dicevo prima, bisogna tornare a quelli che sono i ruoli, perché i ragazzi hanno bisogno di questo. E quindi essere amici dei propri figli, lo dico sempre, è la cosa più sbagliata. Avere un bel rapporto coi figli è la cosa più bella che ci possa essere, ma io sono la mamma dei miei figli, non sono la loro amica. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto devo dare io il buon esempio, no? Perché è inutile che dico ai miei figli di comportarsi in un certo modo quando sono io la prima a non farlo. E questo, e da qui partiamo. Per quanto riguarda poi anche, e questo devo dire lo vedo spesso, no? Cioè, ci sono dei genitori che pur di non entrare in conflitto è tutto sì, va bene, fai, non c'è problema, perché sai Mirella, a dire dei no ci si scontra. Però avvocato, cosa dice a questa mamma che ha detto a me non è stato pubblicato, ho bussato dappertutto e tutti mi hanno lasciato sola, non hanno capito l'importanza di supportarmi, e ha elencato tutte, dall'ULSS alla scuola al SER, li ha elencati tutti, tutte le porte chiuse, nessuno ha capito che avevo bisogno di aiuto. Prego. Questo è un grandissimo problema, perché se noi non ci adoperiamo, no, per aprire la porta a chi la bussa, ma non solo aprire la porta, a far accomodare, dico, le persone e accompagnarle a quella che è la risoluzione del problema. Poi dopo siamo tutti bravi però a parlare e a enfatizzare il caso una volta che è successo. Io invece dico che bisognerebbe puntare molto su quella che è la prevenzione. La prevenzione in che modo? Dando supporto alle famiglie che si trovano a vivere delle situazioni del genere, perché non è vero che lo vedo anche quando noi chiamiamo i genitori per situazioni gravi che si verificano con i propri figli. Sai Mirella, spesso ti senti dire no, non è possibile, dove ho sbagliato. Allora, finiamola di farci 1500 domande, abbiamo un problema, lo dobbiamo risolvere. Ci sono delle famiglie che veramente non sanno più dove sbattere la testa. Io ho conosciuto una mamma, Mirella, che era disperata, con una figlia tossicodipendente, scappava continuamente dalle comunità, poi non voleva più essere aiutata, e tu lo sai che se non è la ragazza che vuole essere aiutata, il genitore non è che può portarla con la forza. Ecco qua, avvocato, proprio qua volevo arrivare. Allora, tu non vuoi essere aiutata. No, ma scusi, avvocato, ci fermiamo un attimo su queste parole che ha detto, perché è importante capire. Allora, tu non vuoi essere aiutata, sei minore, ma non vuoi essere aiutata, però tu fai del male alla comunità. Tu fai del male alla comunità e se fai anche i danni poi li paga la comunità, perché magari la famiglia non è in grado di pagarli. Ma che discorsi sono? No, io ti obbligo a curarti, io ti obbligo, perché non è che ti metto all'inferno, ti curo. E abbiamo i mezzi per curare. Ma cos'è questa storia che a un minore non puoi obbligarlo? Allora vado a sentire che non si può obbligare un minore a fare sport, non si può obbligare a curarsi. Ma stiamo scherzando, avvocato? Ma cosa è successo? Ma chi è che ha fatto questo? Perché bisogna anche capire dove sta questo vabbè, ha deciso di no e lasciamolo così. No, perché questo poi crea problemi a tutti noi. Prego, avvocato. E questo è il grande problema, questa è proprio una lacuna, cioè nel senso, mamma Mirella, ma anche minore, ma perché ti pare normale che una famiglia che ha un figlio che è anche maggiorenne, che si droga, che è violento, e che però la famiglia, io conosco famiglie che dormono chiudendosi in camera. Non è normale una cosa del genere. Questa mamma di cui ti parlavo prima non sapeva più dove sbattere la testa, la figlia le ha rubato tutto quello che c'era in casa e comunque non riusciva a trovare veramente nessun braccio a cui appigliarsi. Allora, è su questo che noi dobbiamo lavorare seriamente, perché è chiaro che un ragazzo che si droga
deve essere aiutato, il ragazzo violento deve essere aiutato, come ne abbiamo parlato 1000 volte, l'uomo violento, secondo me, deve essere indirizzato in maniera obbligatoria a un percorso rieducativo, perché come vedi tutti quelli che sono gli strumenti che noi possiamo utilizzare, dagli arresti domiciliari, braccialetto elettronico, perché ha funzionato? Quante donne morte abbiamo per questo? Quindi secondo me è veramente da riprendere in mano quelle che sono le situazioni che stanno aumentando e non a parole, ma veramente dobbiamo aiutare queste famiglie e creare la situazione in cui in maniera obbligatoria io possa mettere mio figlio nelle condizioni di poter essere curato, perché a rischio ci sarà lui, la famiglia, ma come dicevi tu l'intera comunità. Perché prova a immaginare, quando adesso appunto c'è stata anche la riforma del codice stradale, ma ben venga che si inaspriscano certe situazioni, cioè che si inaspriscano le sanzioni e che si prendano delle posizioni molto più dure, perché è facile parlare, ma quando ti arriva la chiamata e ti dicono che tuo figlio è morto in un incidente stradale, ma di che cosa parliamo? Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno a tutti e buon Natale. Io volevo dire alla dottoressa, probabilmente, che vede il paradiso lei. Io sono d'accordo che i genitori devono essere per figli e anche devono essere amici dei loro figli, perché quando sono amici si confidano anche di più, perché ha un amico di solito. Sinceramente non sono la società, certamente la società, la scuola, qualcosa, ma in principal modo i genitori e le comunità per me non esistono. Vi ringrazio molto, grazie. Grazie a te Adriana, prego avvocato. Allora, quando io dico che non bisogna essere amici, ok? È perché è importante che il figlio abbia dei punti di riferimento. Allora, avere un bel rapporto coi figli e che io i miei figli li guardo in faccia e gli chiedo che cosa c'è che non va, ok? Ma ovviamente quello che mi chiedevi tu prima, in base all'età, io vado a interagire con i miei figli parlando il loro linguaggio, ma no è no. Cioè, non è che è sempre sì, è tutto bello. E se sbagliano, cara Mirella, io li punisco, perché io sono il genitore e perché sono io che devo dare però, per prima. Sì, è vero, avvocato, ma metti caso che questo genitore non riesce a fare il genitore perché è più fragile del figlio, il figlio ha capito, perciò riesce ad avere questa supremazia in casa, arrivando anche all'aggressività. Cosa faccio? Visto che non posso obbligare mio figlio a curarsi, oppure non ho la struttura che me lo prende, tutte strapiene, ce ne sono poche, liste d'attesa, soldi, cosa faccio? Cioè, possibile non riusciamo a capire che bisogna investire in questo? Ecco, brava, bisogna investire in questo, dobbiamo coalizzarci, no? Proprio tutto un pool di professionisti, prendere in carico queste persone e non mollarle. Però è ovvio che la famiglia deve essere aiutata, cioè se non partiamo è come quando si parla di rispetto di regole, cioè la famiglia è la base. Ma se una famiglia, perché succede che veramente non sai più dove sbattere la testa, allora bisogna attivarsi in modo tale che assistenti sociali, tutti coloro che possono comunque, no, intervengano, ma intervengano in maniera efficace e vorrei dire anche cercando che sia un intervento poi risolutivo, perché è vero, c'è le comunità, ma senza le comunità dove andiamo? Cioè voglio dire, questi ragazzi qua, guarda, ti ricordi la volta scorsa, Mirella, hai fatto un esempio che mi ha molto colpito, no? Di quella ragazza che è stata mandata in Africa, ricordo bene, sì, e poi tornata che era completamente cambiata. Cioè, come vedi, poi se ci sono degli interventi, che è un intervento, voglio dire, non facile, no? Perché mandare una ragazza in Africa ti sto cambiando la vita, ma se quando torni però non sei più la persona che sei partita, io porto a casa, voglio dire, io ti ho salvato la vita a te, a tante altre persone, ho risolto il problema, ma non è stata una scelta facile, ma l'hanno fatta. Questa cosa qua mi ha veramente molto colpito a me, Mirella, ti dico la verità, perché qui non sappiamo più che cosa inventarci, perché tanto anche se
Allora, facciamo un passo indietro. La famiglia è fondamentale. Sbagli, ti punisco. Non è perché sei mio figlio e sei immune da qualsiasi tipo di punizione. Ma il nocciolo duro è proprio là, avvocato. Il problema è che la famiglia è la famiglia che si oppone a fare questo. È la famiglia che va a scuola, il genitore diventa violento anche col docente. È il genitore che va a vedere il ragazzo che fa sport e lo incita alla violenza. Ma ci rendiamo conto che il problema sono i genitori e non i figli? Ma come si fa a vedere i ragazzini uscire alle 3-4 della mattina a strafatti di chetamina? L'abbiamo sentito e nessuno si accorgeva di questo? Nessuno sapeva di questo? Abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, a lei e alla sua carissima ospite. Niente, io per quanto riguarda la violenza, guardi, io lei sa che ho un telefono di 40 anni fa perché la tecnologia a me non mi piace. La mia compagna invece ha il telefono di questi di ultima generazione. Su TikTok io ho messo un commento a una donna e ho messo un commento: ciao, complimenti, sei una donna molto bellissima. TikTok mi ha tolto la possibilità di comunicare perché dice che non è loro linea di guida. Cioè, uno che fa un complimento viene punito. Cioè, vedo commenti poco educativi e molto aggressivi, TikTok permette tutto questo. Poi ho visto sulla live di TikTok ci sono tante persone e ragazzini che vanno a scuola e nel frattempo fanno le live. Poi io dico, ma i professori non se ne accorgono che questi alunni hanno il telefonino in mano? Cioè, se no, noi che generazione stiamo crescendo? Stiamo crescendo una generazione di ragazzini che vanno a scuola, invece di studiare, vedi che stanno in collegamento live. Cioè, quella è la vera vergogna. A scuola, io mi ricordo quando andavo a scuola io, è vero che non c'erano i cellulari, però studiavo e basta. Adesso invece tu hai tutta questa tecnologia che secondo me ha rovinato il mondo intero, perché non abbiamo più la vita vera, ma abbiamo la vita virtuale purtroppo. La ringrazio signora Mirella e buongiorno a lei e alla sua ospite. Abbiamo sentito anche le riflessioni del nostro Sebastiano da Abano. Andiamo a vedere anche invece cosa dice la FIAB, codice strada e autovelox. Andiamo a sentire. È un codice della strage perché di fatto aumenterà il numero delle vittime, in quanto è assolutamente antiscientifico l'approccio deciso dal ministro, che non ha voluto vedere le evidenze. Non piacciono a chi non guida l'automobile le nuove modifiche al codice della strada che entrerà in vigore entro l'estate. Non basta il ritiro della patente per chi guida con il telefono, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada, e nemmeno la stretta sui monopattini. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta attacca la tolleranza sulla potenza delle auto che potranno guidare i neopatentati e soprattutto il mancato intervento per ridurre drasticamente la velocità sulle strade. Ci sono fior di studi scientifici che dimostrano che la velocità è la prima causa degli incidenti e invece con queste norme volute dal ministro sembra quasi che si dia il contentino agli automobilisti che spingono sul pedale dell'acceleratore. I numeri sono circa 3.000 morti, più di 3.000 morti all'anno. La Marca invece nel 2023 ha contato circa 60 morti e ben 2.500 feriti sulle strade, numeri intollerabili per FIAB, che sottoscrive l'appello delle associazioni che si occupano di mobilità attiva e sostenibile, rivolto a Governo e Senato, di riscrivere il testo del codice della strada, coinvolgendo tra le altre anche le associazioni delle vittime. Noi sappiamo che non si tratta di dire le multe servono per fare cassa, si tratta di ribaltare il punto di vista e di capire quali sono effettivamente i costi sociali di questo numero altissimo di incidenti, che non dimentichiamo gli incidenti sono molto spesso in ambito urbano e molto spesso chi ci va di mezzo sono gli utenti vulnerabili. C'è un trend in crescita proprio tra i ciclisti e tra i bambini. Biagio Ciaramella, come commenta le parole di Susanna Maggioni, presidente del FIAB Veneto? Prego. Allora, io commento in una sola parola. Visto il codice della strada, perché non parla che uno per sorpassare una macchina deve stare distante 1,5 metri dalla bici, giusto? Poi sul fatto della velocità,
nelle città 30 all'ora, dove stanno a 30 all'ora, se uno va a 50 già è punibile dalla legge. Per le superstrade o autostrade è diversa la questione, perché noi abbiamo un limite di velocità che nessuno rispetta, a 60-70 all'ora, ma se è una superstrada o un'autostrada o un qualcosa, perché devono stare dei limiti a 60 all'ora che nessuno rispetta e non potrebbero andare a 70-80 quando poi qualcuno, perché è molto pericoloso su una strada andare a 60 all'ora, potresti creare con la minima velocità anche tu queste cose. Andiamo a combattere per le infrastrutture, che è più importante, perché quelli causano la morte delle persone in città e fuori dalla città. Noi in città abbiamo delle strade che sono piene di buche, eppure nessuno parla. Pure la bici ci può andare in una buca e può succedere qualcosa. Io dico, perché affezionarsi a dire delle cose che adesso è nata la legge e nessuno sa come andrà a finire fra un mese, 15 giorni, se diminuiranno i morti sulle strade, perché l'intenzione nostra è di non fare altre vittime sulla strada. In effetti i ciclisti è uno sport, i morti purtroppo sono causati da qualcuno che non rispetta il codice della strada. Però Ciaramella, il problema grande è che siamo noi, il pericolo numero uno è l'uomo. Siamo noi. Io anche questa mattina che sono venuta al lavoro, io veramente sono rimasta allibita, nebbia, non fanali accesi, ecco, c'erano i limiti di velocità, nessuno li rispettava, ma non poco, brava, tanto. Allora capite bene che finché qualcuno non deciderà veramente di punire in maniera veramente forte, ma drastica, forte, Ciaramella, ma chi se ne frega di queste sanzioni? Se uno ha anche soldi, paga e vai, qual è il problema? Ma Ciaramella, qui bisogna toccarli nel portafoglio, qui bisogna ritirargli la patente veramente per mesi, qui bisogna mettere tasso zero sull'alcol, ma stiamo scherzando? Avvocato, voglio sentire anche l'avvocato, ma perché non si mette tasso zero sull'alcol? Avete sentito patenti ritirate? Adesso non arrivano le ma sono poche, feste, ma sono poche, perché i morti ci stanno. Sentiamo l'avvocato Ciaramella, vada avvocato. Però vedi Mirella, torniamo sempre lì, cioè se noi no, che dobbiamo dare il buon esempio, se ognuno di noi non rispetta quelle che sono le regole, cioè possiamo stare a parlare 1000 ore, non risolveremo mai il problema, perché ti faccio un esempio banale, no? Tutti noi, collegandoci anche al discorso dei minori, io porto mio figlio a scuola la mattina, ma io sono la prima a rispettare i limiti, a rispettare le moto, le bici, i pedoni, perché Mirella, diciamoci la verità, quante persone si fermano e fanno passare i ragazzi che attraversano nelle strisce pedonali? Tante volte io dico, Madonna, li asfaltano, ma vi volete fermare? Ma io accanto però un ragazzino, mio figlio ha 15 anni, lascia stare, lui ha la patente della moto, ma lui vede come mi comporto io per strada, ma se non sono io a dare il buon esempio, ma di che cosa parliamo? Cioè, siamo sempre là. Quando noi, quello per tornare, per ricollegarci, no, a quello che si diceva prima, ma ognuno di noi deve rispettare quelle che sono le regole. Ma a parte questo, avvocato, se vai piano ti suonano, se tu rispetti i limiti di velocità e il cretino che hai dietro suona, ti fa le corna, ti manda a quel paese, oppure aggressivi, ma stiamo scherzando? Volevo dirti questo, che poi c'è un altro problema, perché è capitato anche questo, no? Cioè, della persona che sta dietro di te e che ti inizia a suonare, che magari tu ti giri e lo mandi anche a quel paese, ma cioè, da noi è arrivata una donna che è stata tirata fuori dalla macchina e le ha prese. Cioè, ma tu capisci dove siamo arrivati? Sì, ma perché? Perché le ha prese? Perché stava rispettando il limite di velocità. E a questi diamo una sanzione di 100-150 euro, 15 giorni di ritiro, un mese di ritiro della patente. No, gliela ritiro per un anno la patente, per un anno. Poi voglio vedere se hanno tutta sta voglia. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino. Ciao Mirella, e complimenti alle persone che ci sono con l'avvocato, eccetera. Bene invece ha fatto Salvini, ancora prima doveva farla questa legge, devono capire di comportarsi bene le persone. A me suonano 100 volte quando vado in giro perché sono prudente, non mi interessa,
ma le leggi devono essere rispettate sia sulla velocità, sia sull'alcol, sia sulle droghe, il comportamento. Devono capire di non mettersi al volante quando sono ubriachi e drogati, che rischiano per loro e per gli altri. Ma è tanto semplice capire. Mica quello che ha detto Vasco Rossi, possono prendere lo spinello, ma qua possono lo spinello? No, neanche lo spinello se si mettono alla guida. È incredibile, tanto semplice questa legge che ha fatto, è meravigliosa e salverà delle vite. Grazie Mirella, arrivederci e grazie anche ai suoi occhi. Grazie a te Lino, salutiamo anche Mantova. Biagio Ciaramella, come commenti? Ecco, e soprattutto questo tasso zero che c'è in altre parti d'Europa e qua non riusciamo a mettere. Va bene che siamo il regno del vino, però ormai i morti e sono tanti e cominciamo a pensarci, prego. Allora, io vado più per il giudizio delle persone. Allora, le persone dicono che in effetti chi non ha problemi guida bene e non ha problemi di bere quando guida, non usa il cellulare. Questa legge per lui non interessa proprio, non è che non interessa solo ai trasgressori che stanno votando contro e stanno dicendo delle cose contro. Mi dispiace per Vasco Rossi che ha fatto questa iniziativa, ma lui quando giustamente va a qualche parte, si beve il bicchiere di vino in più o fa qualcosa, lui agli autisti, a qualcuno che lo accompagna, che giustamente sta facendo il possibile per non fargli succedere niente. Invece i ragazzi che si vanno in discoteca e si ubriacano e si drogano, escono dalla discoteca, si sentono padroni del mondo, a questo punto qua quel mondo o ammazzano o vengono ammazzati. Io direi un'altra cosa, che Salvini ha messo 2 anni per fare questo codice della strada. Cerchiamo di fare intervenire le forze dell'ordine, vediamo di fare questa pulizia generale, aiutiamo le forze dell'ordine a non farci verbalizzare, che forse è la cosa più sincera. È inutile dire ma le sanzioni sono alte, ma perché già sai che a te ti prendono perché tu fai queste cose qua? Allora perché non ti stai a casa che sei un pericolo pubblico? Facciamo tutto il contrario, venite da noi, cerchiamo di collaborare, ma però vediamo di salvare le vite umane. Anche nelle scuole adesso è obbligatorio parlare di sicurezza stradale, ma manca a farlo apposta. Le associazioni familiari delle vittime della strada non stanno nel protocollo e nel progetto, perché giustamente loro hanno paura di quello che diciamo noi, perché noi siamo la parte lesa e diremo sempre la verità, perché loro la loro tragedia, la nostra tragedia non la conoscono. Loro conoscono soltanto quello di far vedere, fare ma non fare mai niente. Perciò mi pongo un problema: non ci stanno controlli, ci stanno più morti sulle strade, ci stanno più controlli, dovrebbero diminuire i morti sulle strade. Allora l'Italia di cosa ha bisogno? Di legalità o illegalità? E noi ci rivolgiamo alla forza dell'ordine per dire il vostro ruolo qual è? È quello di stare vicino ai cittadini o di voltarvi dall'altra parte pur tenendo una divisa addosso? Perché noi ancora oggi siamo qui che è scattato il codice della strada. Io nei paesi Aversa, Trentola, Lusciano, Parete e tutti i paesi dell'Agro Aversano che io giro, in effetti i controlli non ne vedo nemmeno uno. Si è visto qualcosa a Napoli, ma non esiste solo Napoli, esiste Giuliano, esiste Qualiano, esistono tanti paesi. Perché non si muovono dappertutto? No, Napoli perché il capoluogo e si deve far vedere che ci stanno i controlli. Noi vogliamo controlli per tutto il territorio per togliere questa mattanza sulle strade, e quando ci stanno delle strade che portano il dissesto bisogna che devono intervenire subito provincia, regione, comuni, perché questa è una concausa per le morti sulle strade. Però Ciaramella, abbiamo fatto anche la raccolta delle firme a Meduna di Livenza e ringrazio il sindaco Arnaldo Pitton che ci ha permesso di fare questo. Il problema è che oltre all'alta velocità
è un paese dove si beve tanto, inutile che ce la giriamo e che ce la raccontiamo. Ecco, questi ragazzi bevono tantissimo, ci sono sempre stand per la birra, stand per lo spritz, stand di qua, stand di là. Vai a capire tu come fai a dire a questi ragazzi di non bere quando glielo offri su un piatto d'oro. Ecco, avvocato, anche in questo, perché qui il problema è che noi parliamo e poi si razzola male, perché da una parte diciamo non correre, non devi bere, dall'altra parte mettiamo gli stand, chi ne ha più ne metta. Anche qua non ci dovrebbero essere, perché uno dice, beh vabbè, devi bere solo poco, devi bere un bicchiere, ma tu sei fuori controllo, tu non riesci a controllare quella parte di ragazzi che non vuoi saperne. Questa ragazza, avvocato Giancola, che ha ferito questi ragazzi che hanno ferito a morte questo ragazzo che è in fin di vita all'ospedale, hanno rotto una bottiglia di prosecco, vuol dire che ce l'avevano a portata di mano e l'hanno ferito con i cocci della bottiglia di prosecco che avevano con sé. Allora capite che non ne andiamo più fuori, ci sarà un momento che qualcuno vieterà qualcosa, perché se da una parte dico no e dall'altra parte dico ni e poi dico sì, questo ragazzo pensa a te cosa che prende il sì, non prende nel ni e nel no. Prego, avvocato. Ma sai Mirella, qui c'è un problema a monte, no? Cioè di questi ragazzi che veramente ovviamente non voglio generalizzare perché non è per tutti così, però sai Mirella, arrivano nelle discoteche che sono già ben pipati, no? Sì. Perché per divertirsi bisogna bere. Poi si prendono queste sostanze da queste caramelline, cioè veramente ne stiamo vedendo di ogni, che ti permettono di sballare, o la droga che ti fa ridere. Cioè, qui è il problema. E io ti posso vietare quanto vuoi, però se alla fine della fiera io non lavoro sul ragazzo, facciamo ben poco, perché sai Mirella, alla fine se li vanno a comprare o mandano i maggiorenni a comprarli, quindi le soluzioni, l'escamotage le trovano. Sì, ho capito, ma se oltre a comprarli io te lo metto anche dopo su un piatto d'oro, capisci bene che non andiamo da nessuna parte, perché allora però aumento ancora di più quello che è il tuo benessere, che secondo te, come ha detto quel ragazzo e la mamma, io sto talmente bene con le droghe sintetiche, ho scoperto una nuova vita, pensate voi, cioè questi hanno proprio il cervello bruciato. Come si fa a dire sono felice? Cos'è la felicità per questi ragazzi? A questo punto mi domando, non hanno paura della morte, giocano, alzano sempre di... non tutti perché ce ne sono di bravissimi, ma noi dobbiamo parlare di quelli che veramente mettono a rischio anche la nostra incolumità, e quello è il problema grande, e non sono tantissimi, però nessuno li vuole fermare, avvocato, nessuno li vuole fermare. Perché? Perché non ci sono strutture, non ci sono gli aiuti alle famiglie, non si investe sulla famiglia, non si investe sulla scuola, non si investe sulla sicurezza stradale, perché oltre a convegni, però tutte quelle meravigliose attrezzi che abbiamo per far capire l'importanza anche della velocità non si mettono perché costano troppi soldi, una volta all'anno se li vedi. Capisce che non andiamo da nessuna parte con questi ragazzi che hanno passato l'asticella? Prego, avvocato. Però sì, sicuramente, però capisci Mirella che bisogna veramente fare un'opera, io continuo a dirlo, proprio nei confronti dei ragazzi, tanto nei confronti dei ragazzi, cioè cercando veramente di ripartire proprio da quello che è il concetto base, no? Hai detto bene, cos'è il concetto di felicità? Ma è rispetto per la vita. Cioè, ma perché sei convinto di doverti divertire prendendo le droghe? Cioè, oppure, perché poi questo è l'altro problema, tu preso singolarmente quel ragazzo magari la droga non la prenderebbe neanche, perché tanti hanno anche paura, ma alla fine lo fanno perché ti devi uniformare al gruppo, perché se non lo fai vieni preso per i fondelli, o se ti va bene, se ti va male vieni preso di mira. Quindi capisci che torniamo sempre lì, cioè deve essere veramente fatta una rieducazione, ma partendo dai bambini molto piccoli, perché è solo così che tu puoi, quindi famiglia, scuola, no? In maniera complementare, né solo la scuola né solamente la famiglia, ma è un lavoro che deve essere fatto da tutti, perché è brutto, ma veramente, poi lo vedo, cioè questi ragazzini che veramente, Mirella, arrivano nelle discoteche che sono già pieni sbombi, capisci? E dopo lì ovviamente i tavoli, però ti pare normale che dei ragazzi di 16 anni facciano tavoli da 500-600 euro, ma questi soldi chi glieli dà?
Cioè, allora vedi che torniamo alle famiglie? Ma io so, quando mio figlio va a ballare, io so quanti soldi ha, e quando esce dalla discoteca io lo vado a prendere, lo guardo in faccia, cioè non è che fa quello che vuole, tornando al ruolo del genitore. Poi è chiaro che gli alcolici, servirli su un piatto d'oro, bisogna pensare a come evitare anche questo, ma di base dobbiamo lavorare su questi ragazzi qua, e dobbiamo essere noi in primis come famiglie a cercare di insegnare ai nostri ragazzi, e no, più che insegnare, veramente a parlare veramente tanto, perché, ripeto, entrare in empatia, no? Con i propri figli è fondamentale, e loro con noi, però l'occhio vigile deve esserci sempre, perché se mio figlio arriva che è un attimino così, io lo becco in 3 secondi. Quanti genitori si accorgono che i figli arrivano ubriachi a casa? Livio da Padova, sentiamo Livio da Padova, poi continuiamo. Vai Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. Volevo chiedere all'avvocato, che è una criminologa, non pensa lei che questa violenza che alberga tra tanti ragazzi sia provocata anche dalla violenza spesso che avviene in famiglia? Che sia ecco, volevo solo sapere questo, grazie. Prego avvocato. Sicuramente, e qui merita un'altra ora. Purtroppo lei ha ragione, perché ci sono molti ragazzi, no? Quelli che noi poi chiamiamo proprio le vittime secondarie, ma in realtà sono vittime tanto quanto chi è vittima, che purtroppo vivono in famiglie violente, no? Dove la violenza, mi passi il termine brutto, ma diventa quasi la normalità, no? Vedere un papà che maltratta la mamma, o che la umilia, o che comunque agli occhi dei figli viene additata come una poco di buona, una nullo facente, e quindi voglio dire, questi ragazzini nascono e vivono a pane violenza. Per loro, oltre ovviamente al trauma che si portano dentro, però tanti di loro manifestano questo disagio poi fuori casa proprio con la violenza, e infatti questo è un messaggio che spesso, no, viene accolto e recepito soprattutto dalle scuole, dagli insegnanti che percepiscono queste situazioni anomale o questo disagio, e viene segnalato. È chiaro che in una famiglia dove prevale, no, la violenza, ovviamente questi ragazzini, per alcuni di loro diventa normale, poi dipende dall'età del ragazzino, per altri è un po', essere violenti fuori è un po' come, questo lo dicono gli psicologi, non voler accettare quello che succede, lo faccio io fuori perché non riesco a difendere. Alcuni hanno detto: mia mamma in casa non lo posso fare, ma sono violenti fuori. Queste poi sono reazioni che vengono gestite da chi fa questo mestiere, cioè gli psicologi. Però sicuramente un ragazzino che vive una situazione di violenza in casa è un ragazzino che all'esterno manifesta dei disagi, questo è certo. Andiamo a vedere anche cosa ha detto l'avvocato Capraro per quanto riguarda il codice della strada. È un avvocato che si è battuto per gli autovelox. Sentiamo cosa ha detto l'avvocato Capraro. Avvocato Capraro, insomma, se io ho un po' di raffreddore oppure sono un po' allergico e prendo un antistaminico, mi ritirano la patente? Sì, effettivamente c'è questo rischio. Attenzione voi che vi mettete alla guida con un antidolorifico, un antinfluenzale o anche un semplice decongestionante nasale, perché potreste essere a rischio patente. Almeno secondo l'avvocato Capraro, che sta studiando il nuovo codice della strada per un processo per guida sotto l'effetto di stupefacenti che sta seguendo come difesa. E mi sono accorto che effettivamente il soggetto non aveva assunto la sostanza il giorno in cui guidava, ma giorni addietro ho provato questo con testimoni e medico legali e il cliente è stato assolto. La variazione che ora fa la differenza è la cancellazione nel nuovo codice del termine in evidente stato di alterazione. In quanto non bastava l'assunzione, l'aver assunto sostanza stupefacente, bisognava anche provare che questa assunzione di sostanza avesse provato un'alterazione psicofisica che quindi
quindi portava una guida pericolosa. Ora invece basta essere solo positivi al test salivale, che per inciso dà un margine di errore del 10%, vale a dire che un automobilista su 10 può risultare positivo anche se non ha mai assunto stupefacenti, probabilità che sale se invece è sotto l'effetto di medicinali con struttura chimica simile alle droghe, come ad esempio i comuni antidolorifici. In questo caso qua innanzitutto si subisce la sospensione della patente almeno per 10 giorni e il blocco della vettura. Poi se il laboratorio conferma il risultato, cioè la presenza di sostanze toppanti, in questo caso c'è la revoca della patente per 3 anni. Bisognerà dare la prova con un medico, con un certificato rilasciato dal medico che effettivamente eravamo in terapia, e dopodiché auguri. Auguri ai figli maschi, si dice qui da noi in Campania. Cosa si dice, Biagio Ciaramella, e come commenti queste parole? Prego, dell'avvocato Capraro. L'ha detto l'avvocato all'ultimo. Se ti prendono che hai preso un medicinale che non dovevi prendere perché sei alterato, basta un certificato medico, tu stai facendo quella cura e subito ti scagionano. Il problema è questo: se tu il medicinale prendi per una cosa, è una cosa. Se tu lo prendi perché puoi approfittare della legge oppure puoi sballarti pure con i medicinali, che ben vengono queste cose. Quella è la sintesi. Sentiamo anche l'avvocato Giancola cosa dice di quello che ha detto il suo collega, l'avvocato Capraro. Ecco, diciamo anche lei come automobilista, ecco, come utente, perché veramente qui non ne andiamo più fuori. No, prego. È un problema, perché io che devo prendere l'antidolorifico, io sono stata operata, ma continuo ad avere un po' di alterazione, io devo prendere l'antinfiammatorio e cioè adesso mi faccio io il problema, ma io lo devo prendere per terapia. No, però vedi, questo è un paradosso, nel senso che ha detto bene il mio collega, l'ultima frase è stata tanti auguri, perché purtroppo è vero che io esibisco un certificato medico dove sto facendo una terapia antinfiammatoria, antibiotica, quello che è. Però Mirella, sai bene, no? I tempi della giustizia, cioè ora che io presento il ricorso, cioè, voglio dire, sono già passati 10 giorni che mi ha ritirato la patente, cioè, e quindi secondo me, ma questo lo dico proprio da profana perché non è la mia materia, bisogna che però chi poi riceve i ricorsi sia veloce nel recepirli e nel dire benissimo, questa persona però sta seguendo una terapia, non è che si fa di sostanze stupefacenti, quindi revoco immediatamente quella che è la sanzione o il provvedimento, perché sennò è un po' un problema. Cioè adesso andiamo incontro al periodo delle influenze e come la gestiamo? No, questa è una domanda che faccio io, perché diventa veramente poi un problema per tutti, per cui sicuramente il certificato medico però deve essere recepito velocemente e annullato tutto il resto, perché sennò siamo tutti a rischio qua, cioè questo è il problema. Però, non è che però, avvocato, si faccia come il monopattino, prima si mette il monopattino, poi ci si accorge che non può funzionare così perché è pericoloso. Qui c'è il decreto, ma poi ci si accorge che forse c'è qualcosa da rivedere perché così non è che vada proprio bene. Sempre dopo, noi arriviamo dopo. Ascoltare prima e decidere una cosa buona per tutti non farebbe mica male, anche i burocrati magari. Allora, Ciaramella, come ci saluti, Biagio? Intanto salutiamo anche la Campania e abbiamo questo Biagio Ciaramella che veramente ce la sta mettendo tutta per cercare di fare questa sicurezza stradale. Stiamo cercando di aprire questa piattaforma perché dobbiamo andare in Europa e dobbiamo farlo bene, non è che si possa fare le cose così, raccogliamo e vai. Noi stiamo lavorando bene con un gruppo di avvocati, perciò capite che ce la stiamo mettendo tutta, oltre al cartaceo e anche l'online. Ecco, come ci saluti, Biagio Ciaramella? Cosa vuoi dire? Allora, vi saluto che ci stanno delle cose in questa legge che bisogna riflettere, però ci vogliono le persone adatte, chi ha fatto la legge deve trovare la situazione per sfogliare tutta questa matassa. Però per adesso lasciamola andare avanti questa legge, che se fra un mese diminuiranno almeno del 50%, il 70%, il 30% dei morti sulle strade, vuol dire che stiamo andando in una strada giusta. Però purtroppo per fare questo dobbiamo far lavorare le forze dell'ordine. Poi io che ho una patologia,
penso con i telefonini che ci stanno oggi, puoi metterti anche quel documento del medico e darlo direttamente agli operatori della strada e farlo vedere e dire: guardate che io ho questa alterazione per via di questo. Penso che loro lo metteranno al riquadro nell'incartamento da presentare al giudice, se no sarebbe una cosa che non va bene, perché spero io che mi devo anche la dottoressa difendere. Marianna Martini Biagio ti stia seguendo, che l'avrò ospite dopo di te, che è psicologa del traffico, che abbiamo la fortuna di avere in Italia. Mi sembra che ce ne siano 2 in tutto, pensate voi, e abbiamo veramente delle persone competenti con le idee chiare come ci dovremmo muovere. Voglio sentire anche lei cosa ne pensa. Spero che sia già collegata e che abbia sentito le parole di Biagio Ciaramella, che ringrazio. Sabrina, poi salutiamo l'avvocato Giancola. Vai Sabrina. Sabrina? Pronto? Cristina? Pronto? Cristina, no, Sabrina, Cristina. Viena. Cristina, vai. Scusa, volevo intervenire un attimo riguardo a Vasco Rossi. Ma sapete come fa i concerti Vasco Rossi? Quando ha finito il concerto c'è l'autoambulanza che lo porta perché è strafatto. E questo lo so per certo perché ho un mio amico che lavora a Milano e ogni volta... Non si possono dire, anche perché non abbiamo il contraddittorio, Cristina, No, che non, è vero, che non vai a viene, farti è una male. vita Ecco, che si gioca. bisogna sentire, bisogna vedere. propaganda. Grazie Cristina, grazie. Avvocato Giancola, ecco, come ci comportiamo, cosa dice? Ecco, anche questo bisogna stare attenti a parlare perché non si faccia mai. Prego, avvocato. No, infatti io parlo per quello che mi riguarda. Io vorrei semplicemente dare un messaggio, no? Che cioè, magari cerchiamo di enfatizzare di più quelli che sono i bravi ragazzi, perché ci sono quei ragazzi che, voglio dire, veramente le regole le rispettano, si danno da fare per aiutare gli altri. Allora, diamo più spazio a questi ragazzi qua, iniziamo a dare dei messaggi. Che Mirella fa vedere anche questa mattina, bellissimi, bravissimi che ci sono. Veramente grazie, avvocato, devo chiudere, veramente grazie di essere stata con noi. Salutiamo l'avvocato Angelica Giancola, criminologa, che è stata con noi. Grazie anche al nostro Biagio Ciaramella in Campania, che ci ha aiutato a capire che anche loro ce la stanno mettendo in tutta, perché tutto il mondo è paese, perciò la sicurezza vale da nord a sud, da est a ovest, e dobbiamo fare comunità e aiutarci, e forse con i numeri riusciremo a fare qualcosa anche noi. Perciò firmate quando vi diremo di firmare. Ecco, quando veniamo nelle piazze, come sabato eravamo a Meduna di Livenza, perché bisogna veramente anche noi fare comunità anche con le firme, perché dobbiamo metterci anche in prima persona, anche per salvare le nostre vite. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.
Da poche ore sono entrate in vigore le nuove regole del codice della strada. Una delle principali novità è la cosiddetta sospensione breve della patente, che riguarda chi non ha tutti i punti previsti. In sostanza, per chi ne ha meno di 20 e ad esempio commette un'infrazione, potrà quindi scattare in automatico proprio la sospensione del documento, che sarà di 7 giorni se si hanno tra i 10 e i 19 punti, di 15 giorni per chi ne ha meno di 10. Uno dei requisiti per poter applicare la sospensione breve è accertare la violazione e identificare compiutamente il conducente. Quindi vuol dire che io devo fermare su strada il conducente che ha commesso una delle violazioni che adesso andremo ad illustrarvi. La violazione di divieto di sorpasso, la circolazione in senso unico, in senso contrario, tutte le norme sulla precedenza. Prima erano solo una sanzione amministrativa, oggi c'è la sospensione breve. E poi, ad esempio, chi viene sorpreso a usare il cellulare alla guida dovrà pagare una multa che va dai 250 ai 1000 euro e scatterà anche qui la sospensione della patente. Di gravi c'è la guida in stato di ebbrezza, assolutamente. Noi purtroppo noi siamo costretti ad accertarne svariati ogni anno. Siamo attorno alla 50 di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. In caso di guida in stato di ebbrezza si potrà essere obbligati a installare un alcolock, cioè una sorta di etilometro che impedisce di mettere in moto la macchina se in quel momento il tasso alcolemico supera lo 0. Un'altra norma per cui è prevista la sospensione breve è l'omessa precedenza ai pedoni nei passaggi pedonali. Insomma, cambia tanto e servirà un po' di tempo per adeguarsi e informarsi a dovere. L'approccio sarà sicuramente morbido, non è nostra intenzione fare nessun tipo di mattanza sostanzialmente, ecco. E ne parliamo con un'esperta e sentiamo anche cosa ne pensa anche la dottoressa Mariana Martini, psicologa del traffico, che è con noi collegata da Padova. Buongiorno dottoressa e grazie. Allora ci spieghi dal suo osservatorio importante cos'è questo nuovo codice della strada, perché molti sono contrari, prego. Guardi, allora, sicuramente è comunque un passo in una direzione. Bisognerà vedere se si tratta della direzione giusta, perché come spesso accade andiamo a sanzionare piuttosto che ad educare. E la parola che mi ha colpito del video che abbiamo visto è quel morbido, perché il troppo morbido rischia poi di diventare di nuovo un nulla di fatto, come il troppo rigido poi non riesce a dare una soluzione efficace nel tempo. Quindi da un lato la sospensione breve va a intaccare in modo immediato la persona e su un qualcosa di fondamentale come la libertà degli spostamenti. Quindi abbiamo parlato di autovelox nelle precedenti puntate e di come non siano efficaci come deterrenti. Qui, andando a toccare la persona e la sua libertà, dovremmo avere un rimando maggiore. Che sia la soluzione definitiva, mi riservo di vedere come verranno poi applicate e fatte rispettare. Dottoressa Martini, ma come mai così tanta superficialità, ecco, questo correre, alla fine poi trovi il semaforo rosso, ti fermi, oppure devi girare subito, eppure devi sorpassare linea continua, doppia linea continua, chi se ne frega, sono di fretta, ma guarda questo che piano che va. Ma siamo solo noi oppure anche generalizzato? Perché questa poca cultura anche di rispettare il prossimo, proprio noi non ce l'abbiamo, quasi tutti. Prego, dottoressa. Credo che sia un discorso molto ampio, nel senso che andiamo a trovarci in una società in cui bisogna produrre, dimostrare di produrre in una performance continua, per cui tutto diventa un po' il dover dimostrare un qualcosa. Non tollero di non venire rispettato, che ne so, in una precedenza, piuttosto che il dover rallentare per l'altro. Quindi sarebbe un discorso secondo me da esportare dal sistema strada per proprio farne, se vogliamo, un pensiero un po' più filosofico, sociologico, psicologico anche, del dover appunto essere in costante dimostrazione delle proprie capacità, delle proprie abilità, della propria performance.
Però dottoressa, è anche vero, lei dice le sanzioni, anche gli autovelox, però gli italiani se non li tocchi nelle tasche non c'è niente da fare. Questo è il grande problema che abbiamo noi, perché culturalmente siamo così. Solo se mi tocchi nella tasca, infatti io stamattina ho aperto con la frase scusa portafoglio se ti disturbo, perché ormai siamo arrivati a questo, perché bisogna anche dirlo, perché è una frase che come non mai è in voga, che l'ha messa in voga la Mirella, partiamo da dicembre, perché è diventato veramente un problema. Però non c'è niente da fare, siamo così. Lei come ci vede, dottoressa? Proprio come automobilisti, come pedoni, come motociclisti? Perché io ho avuto, e lei lo conosce senz'altro, che è stato ospite molte volte, Gigi Pirollo, che insegna sicurezza stradale con l'ACI Sicura, e lui ha detto questi non sanno guidare quando escono veramente con la patente, e soprattutto le motociclette. Qualcuno dice non si possono mettere in circolazione motociclette con quelle ruote dentate, ecco, per non parlare di monopattini, adesso si sono resi conto che sono pericolosi, ma prima li hanno messi. Il casco, che dovrebbe essere di un colore solo, che si vede bene, per il business li vendono di tutti i colori. Noi stiamo raccogliendo le firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, perché i morti sono tantissimi, e con questo è un mezzo forse potremmo, visto che la tecnica veramente ha fatto passi da gigante, però non se ne parla, tutto costa per la sicurezza. Prego, dottoressa. Lei ha detto la parola magica, portafoglio. Nel senso che forse è proprio questo, tra virgolette, il problema. Noi magari ad oggi, quando una persona viene fermata per una guida in stato di ebbrezza, parliamo di aspetti penali, c'è un processo, non c'è una multa nell'immediato, nel senso che c'è un processo, ci sono i lavori socialmente utili, si pagherà, perché poi il lavoro dell'avvocato verrà inevitabilmente pagato, ma non è un qualcosa di immediato, e per questo il nostro cervello lo vede come meno importante. Cioè, spesso quello che sento di sì, mi hanno fermato ma non ho pagato. Sì, non hai pagato subito, ma pagherai ad altre figure come l'avvocato o tramite i lavori socialmente utili. Però ecco, il fatto di non dover pagare qualcosa subito ce lo fa sentire come meno importante, meno grave. Questo capita, visto che siamo in periodo natalizio, anche con gli acquisti. Cioè, il fatto di strisciare la carta ci dà almeno la percezione di quanto andiamo a spendere, che non aprire il portafoglio e contare i contanti che ci rimangono. Il nostro cervello attiva una sorta di meccanismo di difesa su cui basa poi l'importanza delle azioni, quindi questo è un aspetto da tenere sicuramente in considerazione. D'altro canto, finalmente sono stati normati i monopattini elettrici, e come spesso ci siamo detti arriviamo sempre dopo, cioè prima si butta fuori un po' per fare audience, per fare appeal, e poi si pensa che può essere un pericolo, quando spesso, come giustamente sottolineava lei, rischia di essere tardi, perché ci sono i morti, e i morti smuovono le coscienze a posteriori, purtroppo. Cosa ne pensa di questa raccolta che stiamo facendo appunto con anche Andrea Dan, Associazione Emanuela, questo papà che ha perso la figlia e da quel momento si è messo in gioco, ha fatto tante ciambelle, la dottoressa ne ha fatte col buco, senza buco, però ha fatto le ciambelle, poveretto, e sta ancora facendole, perché cerchiamo di raccogliere queste firme sia cartacee che online da portare in Europa per obbligare che si metta l'airbag ai motociclisti. Cosa ne pensa? No, sicuramente è utile, perché allora, da un lato il motociclista ha più consapevolezza del pericolo, perché la pelle è la sua, cioè detto proprio direttamente, non ho la protezione che mi può dare l'auto, che mi fa una sorta di corazza. D'altro canto, ad oggi gli airbag per i motociclisti hanno dei prezzi esorbitanti, per cui non sono sostenibili dai più, e questo è un altro problema. Cioè, se parliamo di sicurezza, se abbiamo degli strumenti utili, mi viene in mente l'alcol lock del nuovo codice o gli airbag, devono essere accessibili, perché se no la sicurezza, come purtroppo rischia di diventare la cultura, è un qualcosa di nicchia, e non può essere di nicchia perché coinvolge tutti. Quindi è sicuramente un'iniziativa lodevole, che spero ci sia anche una parte di rispecchiamento nelle case produttrici,
per riuscire a contenere i costi, quindi con fondi, con agevolazioni, con quello che vogliamo, ma non possiamo permetterci che la sicurezza stradale diventi una questione di nicchia. È anche vero che ho avuto un imprenditore, dottoressa, proprio di questo ramo, che ha detto se ne vendiamo tanti automaticamente il prezzo cala. Il problema è che è molto alto perché ne vendiamo pochissimi, perciò anche questa iniziativa potrà far capire che se ci mettiamo tutti assieme e far capire l'importanza dell'airbag, se ne vendiamo tantissimo automaticamente può essere accessibile a tutti. Se magari qualcuno ce lo paga non farebbe neanche male, visto i soldi che trovano per le armi, magari trovare anche i soldi per la sicurezza di tutta la popolazione non sarebbe male, perché è un problema che riguarda da nord a sud e da est a ovest. Ma perché siamo così scaffati, dottoressa Martini? Ma perché ce ne freghiamo tantissimo della vita, del rispetto della persona, e vai queste macchine, queste moto che corrono all'impazzata, ma è sempre più forte, vai a 120 all'ora e non ti accorgi, ma è sempre colpa tua. Ma anche, ecco, queste macchine che con delle velocità, adesso prima metto la macchina che corre, poi ti metto la macchina il mezzo che blocca la macchina. Ma cosa sta succedendo? Possibile non si riesca a trovare, avere un po' di equilibrio? Prego, dottoressa. Siamo su due piani, cioè da un lato quello che fa gola, che fa business, che la gente compra, per cui il performante, la velocità, quello che fa testare i propri limiti, e dall'altro il piano della sicurezza. Quindi c'è, e questo succede spesso anche con le case produttrici. Una volta un imprenditore mi ha detto: se io dovessi fare una macchina sicura non la comprerebbe nessuno, perché andrebbe piano, non avrebbe le radio super performanti, non avrebbe sistema di luce, sarebbe asettica, perché così permetterebbe di mantenere l'attenzione sulla strada, ma nessuno la comprerebbe. E quindi io farei un bene che non avrebbe riscontro. Ecco i due piani diversi: quello che la gente vuole, aspira, l'attrae, e quello che invece dovrebbe essere funzionale, funzionante per la sicurezza di tutti. Trovare un equilibrio tra questi due aspetti non è una cosa da poco, perché noi siamo fatti così, come esseri umani abbiamo la parte razionale e la parte emotiva, per cui già dentro di noi siamo in uno scontro tra queste due parti. E per cui è un tema interessante su cui dibattere. È anche vero che non in tutti i paesi è così. Se noi guardiamo all'estero, Austria e Germania hanno un rispetto quasi sacro del pedone. Ecco perché noi abbiamo bisogno di un codice della strada che ci porti alla sospensione per questo. Allora è un tema di Natale. Sì, ma il problema è, dottoressa, che non ne veniamo fuori perché, guardi, io tutti i giorni, ma come la Mirella, penso anche voi, troviamo il cretino di turno, e ne basta che ne troviamo uno, dottoressa, non è che dobbiamo trovarne uno o 1000 per rovinarci la vita e l'esistenza. Il problema è questo, che nonostante non possono dire che non sanno, non pensano, non vogliono, perché lo sanno, ma come si fa a sorpassare in curva sulla doppia linea continua? Ma come si fa? Ma come si fa, dottoressa? Eppure lo trovi, questi camion che corrono all'impazzata su delle zone veramente che non possono, perché hanno fatto delle zone industriali su delle strade che passano appena una volta i carretti con i cavalli. Ma non si può, dottoressa, bisogna mettere delle regole ferree, non c'è niente da fare. Siamo un paese che ha bisogno di regole ferree, non c'è niente da fare, perché sennò ogni mattina uno esce e si fa le proprie regole. Tanto qual è il problema? A me non capita, io sono il più bravo, tanto non trovo nessuno, tanto alla fine cosa mi fanno? Ho ucciso 2 persone 7 anni, come quelle povere mamme che ho avuto ospite, morti appunto, uno in autostrada, ubriaco, scappato, 2 ne ha ucciso 7 anni, se ne farà 3 o 4, saranno anche tanti. Capisce che non si può andare avanti così. Allora andiamo a vedere anche per quanto riguarda lo sport, e dopo vi presento una graditissima ospite, Psicologi Sport CONI. Andiamo a Padova. In
Veneto sono 13.000 le società sportive che contano in tutto 650.000 atleti tesserati e oltre 20.000 allenatori, e come si sa il benessere fisico va di pari passo a quello psicologico. Per questo l'Ordine degli Psicologi del Veneto e il CONI, Comitato Regionale, hanno firmato un patto per il benessere, un accordo di collaborazione per la diffusione e la valorizzazione della psicologia dello sport. Andremo a lavorare insieme per cercare di produrre attività, competenze e know-how che possono diffondersi in tutto il sistema, in tutta la filiera del sistema dello sport, attraverso interventi di formazione e di consulenza che possono poi ricadere quindi con beneficio su tutti i cittadini del Veneto. Sport è sinonimo di competizione, gioco, aggregazione, educazione, concentrazione, ma in alcuni casi anche di sovraccarico, stress, infortuni e paura di non farcela, ansia da prestazione che coinvolge soprattutto gli atleti più giovani. Da qui l'accordo tra psicologi e CONI per valorizzare la centralità del benessere mente e corpo, sia a favore degli atleti professionisti che di tutta la popolazione che si dedica quotidianamente allo sport. Credo che questo accordo possa riversare su questa utenza delle informazioni, una specie di formazione continua per poter affrontare i temi della psicologia dello sport in senso lato e in particolare prevenire quello che è il fenomeno più grave della nostra pratica sportiva giovanile, l'abbandono, il drop out, come si dice. L'accordo si concluderà alla fine del quadriennio olimpico e consentirà ai due enti di organizzare eventi di formazione. E ne parleremo questa mattina con Moira Ferrari, tecnico federale, Federazione Ginnastica Italia. Queste ragazze meravigliose che lei allena sono veramente degli angeli, farfalle che volano. Allora, anche psicologi nello sport, perché secondo te, Moira? Perché è importante, è una figura diciamo che serve da supporto agli atleti, perché cioè, fare sport alla fine, io lo dico sempre, è un viaggio che si fa dentro se stessi, dove cioè, lo sport alla fine rivela ciò che sei. Quando dicono lo sport ti forma, non è proprio così, rivela ciò che sei e poi ti mette nella condizione di guardarti dentro e andare anche oltre che a usare il tuo talento, perché sicuramente molti di questi atleti sono donati di grande talento, ma anche di andare a lavorare su quelle che possono essere anche le tue zone d'ombra, no? Certo. E quindi lo sport diventa una crescita personale, quindi la figura dello psicologo è fondamentale, perché si fa proprio un lavoro su se stessi. Cioè, io dico sempre, prima arriva la persona e poi arriva la medaglia. Arriva la persona, arriva la medaglia, però tutti dicono che dopo questo Covid, questa pandemia che ha colpito molti di noi, le cose sono cambiate. Io ieri sentivo il presidente Tullio Giacomini, appunto di questa orchestra meravigliosa, Dono, Suoni, Sinfonie di un Dono, ha detto anche i genitori con i figli è cambiato il rapporto. Una volta tutti i genitori quando suonavamo accompagnavano i loro figli, venivano ad ascoltare, si è rotto questo rapporto. Ma è proprio colpa del Covid oppure siamo noi un po' così? Perché stare sempre la colpa al Covid, tutto colpa del... Io non mi entra molto, c'è qualcosa che non va. Cosa dici, Moira? Io penso questo, che prima avere un talento in casa era un valore aggiunto. Cioè io mi ricordo, no? I miei genitori che vedevano che io avevo questa grande voglia di praticare sport. Io fin da piccola mi ricordo che mi mettevo a guardare la televisione, vedevo queste ginnaste fare queste evoluzioni e purtroppo non potevo andare in palestra, non potevo iscrivermi perché vivendo a Roma lì insomma le distanze sono un po' più ampie e non avevo una palestra vicino casa. Io soffrivo di questa cosa. Appena è stata aperta una palestra vicino casa mi hanno subito iscritta. Però le famiglie quando avevano talenti in casa diciamo lavoravano affinché questo talento si potesse esprimere. Secondo me sono cambiati i tempi. Andiamo tutti molto di corsa, siamo tutti un po' incentrati su noi stessi. E fare un percorso sportivo anche un figlio significa investire del tempo e investire anche fatica,
Diciamo che e sacrificio. Dicono che sono cambiati i giovani, però secondo me sono cambiati i genitori. Io sono così d'accordo con Moira che la inviterei tutte le mattine, perché sta parlando come piace alla Mirella, ecco, parlando che forse bisogna guardarci dentro e vedere dove sta il problema. Dottoressa Martini, cosa ne pensa di quello che ha detto la nostra Moira Ferrari, che allena queste creature che sono delle creature meravigliose, ecco, per far trovare anche l'equilibrio non solo in questa pratica sportiva, ma un equilibrio mentale che è importante, perché tu ti devi concentrare, devi credere in te stessa, ma se ci riesci poi esce una farfalla meravigliosa. Prego, dottoressa Martini. Guardate, non poteva cadere più a pennello, perché arrivo proprio da un incontro di 2 ore questa mattina in una terza media dove abbiamo parlato di autostima, di body shaming, di benessere, e tante ragazze soprattutto hanno proprio posto l'accento su come le atlete vengano anche giudicate prima per l'aspetto fisico che non per i meriti o le capacità artistiche e atletiche, e di come non vada mai bene nulla, cioè qualunque cosa si faccia si chiede sempre di più. Quindi non posso che essere d'accordo nel condividere l'espressione che sono cambiati i genitori, proprio perché siamo sempre più votati alla performance e trasmettiamo questo ai ragazzi senza trasmettergli la gioia di godersi il viaggio e poi il momento della vittoria, della conquista, anche semplicemente dell'averci provato. Invece siamo in una corsa continua. Io ho sempre questa immagine di un criceto in una ruota che corre e non riesce appunto a fermarsi, a godersi quello che sta ottenendo, che a volte sono dei successi incredibili, ma non se ne rendono conto perché magari non hanno la medaglia, non hanno il riconoscimento della società e non riescono a darsi loro stessi un valore. Quindi mi trovate assolutissimamente d'accordo. Allora, lei ha il criceto, invece ho proprio la scorsa settimana questo bambino piccolissimo, ha avuto 4 anni, che ha attraversato sulle strisce pedonali il suo papà davanti e lui piccolino dietro. Papà è passato dritto, sapete cosa ha fatto il bambino? Ha ringraziato con la manina perché lo facevo passare. È stata una cosa bellissima, mi ha talmente emozionato. Lui ha alzato stamattina, il papà dritto, via, vai, e lui sto piccolino che ha alzato stamattina, mi ha guardato e ha detto grazie. Ma ci rendiamo conto che veramente sono meravigliosi questi bambini, che loro sono spugne, se hanno buon insegnamento sono dei bravi bambini che poi diventeranno dei bravi ragazzi. Ma se abbiamo certi genitori o certi parlamentari, e lo dico alle mie ospiti, con certi comportamenti, capite bene che dicono se lo fanno loro lo faccio anch'io. Qual è il problema? Queste zuffe in Parlamento che ci sono, pensate che siano messaggi positivi? Sono genitori, sono mariti, sono compagni. Eppure si continua a non vedere quanto di negativo può essere questo messaggio per le fragilità. Moira, perché sono fragilità alla fine, anche queste ragazze che tu alleni con tante sono fragili, bisogna anche saperle cogliere, anche l'attimo giusto, prego. Allora io quello che dico sempre, per ricollegarmi anche diciamo al pensiero che ha dato la dottoressa, è che la perfezione non esiste. La perfezione non è altro che lavorare ogni giorno per potersi migliorare, quindi questa ricerca anche della perfezione a tutti i costi, di essere il più bravo, il più bello. Io dico sempre anche a scuola, no? Questi 10, si parla di 10, cioè si parla di eccellenza. Io dico sempre che non bisogna confrontarsi con un voto, perché un voto è sempre frutto di un giudizio. Se tu hai dato il meglio di te, tu sei un vincente. È importante essere un vincitore perché si lavora per la medaglia, diciamo, no? Però è giusto capire che quello è semplicemente il frutto del lavoro che tu hai svolto, ma il più importante è il viaggio che fai verso quella meta, in cosa ti trasformi per arrivare lì.
E questo messaggio purtroppo passa poco, perché tutti vogliono essere il migliore. Invece siamo esseri unici, siamo esseri speciali e dovremmo lavorare sulla nostra unicità. Ma più che il migliore, parliamo di quella gioventù un po' bruciata, e quelli bravi li sappiamo, è inutile parlare, sono già bravi. Io vorrei parlare di quella gioventù bruciata, ma il migliore oppure passa il più figo, il più tosto, il più bullo? È questo che io vedo, perché poi quando li prendi a uno come fa la Mirella, perché io ci parlo con questi, non è che li lascio, se sono neve al sole che si scioglie, e quando non c'è più il gruppo non esiste il bullo, il tosto qualche volta, ma si possono mettere in riga anche quelli, perché non è possibile che tu pensi di avere il mondo in mano, proprio non è possibile. Il problema è che abbiamo delle leggi che impediscono anche di fare questo, che impediscono di obbligarli a fare sport se sei minore. Beh, non si può mica obbligare, ma come non puoi obbligare? Se ha sbagliato lo obblighi pure a portare la borsa della spesa o il nonnino a spasso. Come no? Non è un obbligo? No, io ti obbligo invece a fare sport, che vuol dire disciplina, orario. Ecco, la disciplina anche quando ci si mette alla guida di qualsiasi mezzo, anche il pedone, ma cioè un optional, dottoressa Martini, oppure dobbiamo iniziare a capire che quando usciamo dobbiamo avere rispetto e disciplina, perché le regole ci sono, non è che non le abbiamo le regole. Prego, dottoressa Martini. Il rispetto è fondamentale e ce lo dimentichiamo in tantissimi ambiti, ce lo dimentichiamo sulla strada, ce lo dimentichiamo online, ce lo dimentichiamo anche nel rapporto con gli altri. D'altro canto, perché sa che io sono una paladina dell'educazione consapevole fin da piccoli, noi non parliamo di educazione a livello emotivo, a livello affettivo, quindi del rispetto e anche del rispetto delle regole. Lo stiamo dando sempre più per scontato, come se i bambini e i ragazzi nascessero già con questa abilità, quando, e l'ha sottolineato lei prima, spesso siamo noi adulti ad essercene completamente dimenticati. Quindi sicuramente è un lavoro certosino da fare, che però è a 360 gradi, quindi non possiamo andare a distinguere gli ambiti, anche se sono io la prima a trovarmi in difficoltà a volte. Mi è capitato ad esempio di avere davanti a me una macchina di austriaci che si fermano prima delle strisce. Io non l'avevo neanche visto il pedone, perché era dall'altra parte della strada, probabilmente doveva ancora pensare se voleva attraversare o no, ma loro si erano già fermati perché hanno una disciplina e un rispetto che va oltre l'ambiente in cui viene messo in atto, anche fuori confine, anche su strada, anche in un contesto dove potrebbe passare inosservato. Noi invece siamo quelli un po' scafati, come diceva lei, che cerchiamo la strada più facile, un po' individualisti forse, e quindi andiamo a perdere di vista queste sottigliezze, perché alla fine sono veramente delle piccole cose che fanno però la differenza. Molto bene, la ringrazio dottoressa Martina per queste parole. Dobbiamo essere noi, quel bambino di sicuro non l'hanno insegnato a casa, ma gli hanno insegnato a scuola. È un bambino piccolo all'asilo, queste maestre che fanno miracoli all'asilo, guardate che stanno facendo dei miracoli, non so cosa si inventano pur di far capire, ma se dopo questo bambino torna a casa e ha dei genitori che non riescono a fare i genitori, e questo diventa molto difficile. Anche per te, Moira, quanto è difficile far capire al genitore anche il rispetto per questo lavoro che state facendo, il rispetto per questo figlio, per questa figlia che si allena, che fa sacrificio, premiala qualche volta, cerca di capire, dare importanza a questo ragazzo che fa sport o a questa ragazza. Io cerco di includere tanto le famiglie, spiego loro che il senso di appartenenza è fondamentale, quindi cerco di coinvolgerli nella vita associativa proprio per far capire loro quanto le ragazze si impegnino per i propri sogni, quindi li incido anche a parlare, a comunicare se c'è qualche problema. Come sono questi genitori, Moira? Come li vedi tu da questo lato, naturalmente? Allora, io vedo tanti genitori che sono sempre di corsa, quindi fanno fatica ad essere presenti. Io faccio spesso per esempio riunioni in palestra perché mi piace comunicare, dare feedback, no?
però molto spesso tanti genitori non si presentano e questo purtroppo diventa una difficoltà. Il ragazzo o la ragazza sente questa mancanza, che avrebbe piacere che ci fossero anche i propri genitori invece che non sono presenti? Secondo me sì, soltanto che i bambini poi alla fine si adattano e tendono anche a giustificare. E invece siamo noi adulti che dobbiamo un attimino fermarci e capire quali sono realmente le nostre priorità. Io dico sempre, i figli non chiedono di essere messi al mondo, siamo noi che decidiamo. Io non ho avuto questa gioia, però sicuramente un figlio è la priorità. Dovrebbe forse, essere, dovrebbe. Forse si è perso un pochino questo. Si è perso questo perché appunto la fretta ormai regna sovrana nelle case, queste mamme che poverette, devo dire anche la verità, quelle che hanno la fortuna anche di lavorare ma per necessità non sanno più come prendere, hanno degli orari impossibili, ecco, hanno stipendi diversi dagli uomini, hanno tutto diverso, eppure anche fare la mamma, fare il genitore non è cosa semplice, perché il bambino è un bambino esigente, è un bambino che da piccolo inizia a chiedere i perché, come si diceva nella prima parte della trasmissione, e tu questi perché li devi spiegare, i sì, i no, allora lui capisce e cresce, che magari attraversando la strada, come è successo a me, guarda, è stata una cosa bella, questo bambino piccolissimo che ti ringrazia e ti dice, dico, guarda questo bambino, che questi insegnanti, perché sono loro, non il papà davanti, c'è una roba grande, ecco, questo palo che passava e lui piccolo piccolo dietro che ringrazia, vuol dire che qualcuno gliel'ha insegnato. Io devo sempre dire grazie a questi insegnanti. Quanto grazie dobbiamo dire, dottoressa Martini, e come ci saluta? Grazie, dovremmo dirne tantissimi perché comunque no, gli insegnanti fanno un lavoro enorme. Io tutte le volte che appunto sono in una scuola vedo il lavoro e soprattutto vedo chi lo fa con passione, e questo credo che sia la chiave, perché se facciamo il nostro lavoro con passione riusciamo ad essere anche modelli. Se lo facciamo controvoglia è purtroppo difficile riuscire a fare bene e a farlo in modo anche semplice, per cui credo che la passione debba tornare ad essere motore di tante iniziative. Quindi la guida non è il passaggio da A a B visto come una perdita di tempo, ma un qualcosa in cui io ci sono fisicamente, mentalmente, consapevole anche dei rischi che posso far correre agli altri. La passione muove la scelta di uno sport non per i risultati, ma proprio per la gioia di condividere, di vivere un momento, un ambiente, una persona che può essere la figura importante dell'allenatore. Quindi io vi saluterei così, come andare alla ricerca del lanternino. C'era una favola molto bella sul lanternino. Veloce perché devo chiudere, dottoressa. E questo lanternino è la passione. La passione, grazie. Grazie veramente alla dottoressa Marianna Martini, psicologa del traffico, grazie a Moira Ferrari, tecnico federale, che inviteremo ancora, che ci porterà dei video, così vedremo cosa fa questa donna per allevare, proprio esportare queste meraviglie, queste farfalle a volare nel vero senso della parola. Grazie, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pasta allo zafferano. Lo zafferano è utile per placare l'ansia, tutto merito dei carotenoidi. Oggi infatti i carotenoidi sono formulati anche in compresse. In India, dove lo zafferano è ampiamente usato, è considerato una sostanza a metà strada tra alimento e farmaco. Ingredienti per 4 persone. 320 g di maccheroni, 150 g di pancetta in una sola fetta, 300 g di zucchine, un quarto di panna, una bustina di zafferano, 2 cucchiai di olio di oliva, sale
e pepe. Tagliate le zucchine a rondelle sottili. Tagliate la pancetta a dadini. Stemperate lo zafferano nella panna. Fate rosolare la pancetta nell'olio. Dopo qualche minuto aggiungete le zucchine e cuocete per 15 minuti circa a fuoco molto basso. Unite la panna e lo zafferano in questo sugo e fate cuocere ancora per pochi minuti, mescolando spesso. Nel frattempo fate cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata portata a ebollizione. Scolateli al dente, versateli nel recipiente con il sugo e mescolate bene. Servite con una macinata di pepe. Buon appetito!